Antonello, poi Roberto Stevanato, Sergio Parizza, Chiara Cupini, Nelly Manzana e Stefano Zavero che si è solo poi il numero. Ti puoi mettere le fotografie di una carriera o ti vuoi fare il numero? L'incontro è un incontro veloce, non vuole essere palutato, quindi non è che dobbiamo stare fino alle 8 di sera, dobbiamo chiudere nel giro di un'ora e mezza, alle 7 al massimo, e il tema è uno solo, cioè non è tutto lo scibile umano, il tema è un museo civico di Mestre, punto di domanda, alla ex scuola di Amicis, secondo punto di domanda. Il tema è questo. Vogliamo capire se questa prospettiva è una prospettiva che ha un senso, se ce ne sono altre proposte, se e come fare eventualmente per portarle avanti. E non sono tutti quelli che potevamo invitare, le due associazioni che hanno organizzato la conferenza stampa l'altro giorno, l'amico Angelo Valdemare, ha messo insieme questi nomi, in realtà altri nomi potrebbero essere qui, ha lo stesso titolo, ma chiediamo scusa perché non era possibile poi fare una cosa di 20 nomi, ne faccio uno solo per dire Giorgio Santo, insomma poteva essere sempre qui a fianco, però la cosa prendiamola come un laboratorio, insomma, per essere produttivo, e il mio compito è solo quello di dare la parola. Devo solo segnalare due cose, solo segnalare. Uno che novità di una settimana fa è stato, no, scusate, non, quindi non si capisce, scusa che il signore sono 3 di noi in corso. Siamo. Il prima è che la settimana scorsa, proprio nel momento in cui si discuteva di un altro elemento storico di Mestre, cioè le ex lavanderie, si veniva a sapere che era stata demolita una cosa che era vincolata in teoria. Poi si è scoperto che era stata, tra virgolette, svincolata in itinere, cioè le ex scuderie dietro all'ex distretto militare. Questa cosa è caduta come un fulmine a ciel sereno, e chi aveva seguito la cosa fino a qualche anno fa sapeva che non si poteva demolire nulla, era un restauro conservativo, poi per essere fatto è diventato una demolizione con ricostruzione. Allora, alla domanda avete numerato le pietre, le avete tolte una a una, è stata la risposta dell'architetto Pino Danieli, è stata ma scherziamo con le ruspe, abbiamo buttato giù tutto, ci mancherebbe altro, ma faremo tutto più bello e più di prima, come diceva nel momento. E questa è la seconda, la seconda cosa è che comunque l'occhio sui reperti è un occhio che deve stare molto attento. Per esempio alla risposta che ci ha dato l'architetto Capriolo, che quell'enorme testa che era stata ritrovata e che noi abbiamo fotografato nella zona dell'ex giardini di Pio X, che fosse a un Nettuno, assomiglia a un Nettuno, la risposta è: l'abbiamo conservata, ce l'ha in custodia la signora Marinese. Alla domanda: ma fa parte della sovrintendenza la signora Marinese? Nessuna risposta. Dove è questa testa? Dice: dov'è questa testa? Quindi stiamo in una situazione in cui sembra che ci sia il massimo della disattenzione da parte della sovrintendenza e quindi ambientali rispetto a tutto ciò che riguarda Mestre, anzi addirittura il permettere cose che da prima erano state chiaramente e proprio esplicitamente vietate. Detto questo, che è una cosa che mi dovevo dire, perché questa delle scuderie è l'ultima, non è una novità, ma insomma, ma è uscita solo sul Corriere del Veneto, e do la parola a Francesco Brunello per la prima conclusione. A ognuno di voi, se potete, dai 10 ai 15 minuti massimo. Quindi cercherò di essere sintetico e a tutti ho passato questo foglio. Noi abbiamo raccolto la cronistoria dei viaggi Amicis da maggio 1990 ad oggi, quindi sono 23 anni, un po' tormentati perché prima gli Amicis lì dormiva tranquilla, poi all'improvviso si sono svegliati un sacco di interessi. 8 maggio 1990 si comincia a pensare se abbatterla o conservarla.
E Adriana Busso, storica mestrina, appunto, chiedeva di evitare l'abbattimento e proponeva di recuperare l'edificio per adibirlo ad archivio, a museo, a sede del centro studi storici, a centro mostre e esposizioni. Il 23 giugno 90 c'è un progetto di Zordan che voleva appunto praticamente modificare, abbattere addirittura la legge. Naturalmente la superintendente di allora, che era Margherita Asso, ha bloccato il progetto dicendo che la De Amicis non poteva assolutamente essere toccata. Passano tanti anni, arriviamo al 5 marzo 2004 e c'è un progetto di Caprioli e Marinesi sulle De Amicis, dove loro hanno intenzione di trasformarlo in centro direzionale, centro commerciale. Fortunatamente questo progetto viene bocciato e non si fa più. 8 giugno 2006 la De Amicis dovrebbe diventare centro culturale. Il Comune di Venezia ha organizzato l'8 giugno una conferenza programmatica che è stata chiamata Sala Mestre ed era illustrata dal sindaco di allora Massimo Cacciari. Si parlava del restauro dell'ex scuola De Amicis che sarebbe poi trasformata in un centro culturale polifunzionale, è la prima volta in cui si sente parlare di una modifica delle De Amicis. 14 novembre 2007 ha luogo la convenzione del P2A Celana tra il Comune di Venezia e la società Nova Marghera. Come cifre abbiamo che le opere pubbliche a carico della Guaraldo sarebbero state la ristrutturazione parziale della ex De Amicis, di cui adesso una piccola parte è stata fatta, perché la palestra è stata abbattuta, che era lì presente, e diciamo la contromonetarizzazione di questo lavoro è di 435.000 euro. Doveva essere eseguito sempre dalla Guaraldo il giardino delle mura per 265.000 euro, oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per 83.339. Doveva essere riqualificata la piazzale Porte Archinate, che è stato fatto, quel quadratino faceva parte di questa convenzione. Doveva essere però anche arredata e piantumata ad alberatura il fronte del Amicis, proprio di fronte a via Pio X, tra via Pio X e via San Girolamo, per un costo di 161.000 euro. Questo era l'impegno che Marinesi e Nova Marghera avevano assunto con P2A Celana. Scusa, i 435.000 euro erano relativi sia all'abbattimento della palestra sia al restauro esterno. Sì, il restauro esterno della palestra e alcuni servizi, per esempio dovevano installare il servizio ascensore all'interno. Mentre è stato fatto solo la demolizione. Esatto, molto parziale. Il 3 febbraio 2008 l'assessora di allora, la Mara Lumiz, dichiara che la De Amicis può essere venduta. Naturalmente ci sono state voci contrarie, ci sono stati Gianfranco Vecchiato, assessore, Sandro Signonato e la Miraglia, che le ricordavano alla Rumiz che l'edificio era vincolato. Ma la Rumiz risponde: è vincolato l'edificio, allora a Venezia non avremmo dovuto vendere niente. L'8 febbraio, quindi qualche giorno dopo, interviene il gruppo Valdemare sui giornali scrivendo appunto che la De Amicis non poteva essere venduta. Il Comune di Venezia risponde lo stesso giorno dichiarando che la De Amicis non è in vendita, quindi c'è stata questa querela. 6 febbraio 2009 la De Amicis diventerà la casa della città. Si pensa di chiamare la De Amicis casa della città e utilizzarla dopo aver fatto traslocare gli uffici, perché a quel tempo c'erano uffici comunali che avevano i loro uffici all'interno della De Amicis. Questa decisione prende forma dopo un incontro tra il prosindaco Michele Mognato, l'assessore Zanella e Laura Fincato. 20 marzo 2009 abbiamo gli atti di indirizzo della Giunta per riqualificare la De Amicis. Viene dato mandato alla direzione progettazione di iniziare con effetto immediato l'attività per trasformare nei suoi due piani esistenti, quale sede Urban Center su uno e Casa della Città sull'altra. Per la sua gestione è stato pensato di coinvolgere il più possibile le associazioni che da molti anni lavorano sulla storia della città, tipo appunto il Centro Studi Storici. Il 18 giugno abbiamo la data dell'abbattimento di Celana e viene dichiarato dall'assessore Simonato che la De Amicis diventerà la casa della città. Dichiara Mestre una marcia in più. Ecco, la scuola De Amicis con l'abbattimento dell'ex palestra diventerà la casa della città. Sandro Simonato aggiunge che Mestre ha una marcia in più e si dimostra capace di trasformarsi. 7 luglio 2009 Capriolo viene incaricato della progettazione e della ristrutturazione della De Amicis. 25 ottobre 2009 la De Amicis dovrebbe diventare una passerella verso la torre. Questo è un progetto, un'idea di Gianfranco Vecchiato, che pensava di realizzare questa passerella utilizzando la De Amicis, eliminando la scala esterna della torre. Il 3 gennaio 2010, sempre l'assessore Vecchiato dichiara che per la De Amicis è previsto un progetto di elevata qualità.
12 febbraio 2010 ci avviciniamo alle elezioni e c'è stato organizzato al Centro Studi Storici un incontro tra i candidati sindaco. Rossoni afferma che quando ero assessore avevamo già bozzato, perché avevamo già pensato a fare delle Amicis il museo della città. Anche gli altri sindaci e candidati sindaci presenti erano tutti d'accordo su questa idea. Il 4 marzo 2010 la Giunta dà mandato di definire il futuro delle Amicis. Il 10 settembre 2010 c'è un piccolo cambiamento di fronte perché Miceli, l'assessore, dice a vendere le Amicis, vedremo, viene interpellato Marinese. Poi abbiamo saputo che Marinese in quei giorni in cui era stato interpellato era in ferie, in vacanza, quindi la cosa è finita. Il 15 settembre 2010 c'è un'interrogazione di Riccardo Brunello, che era consigliere di municipalità, che chiede appunto notizie sulla ventilata vendita delle Amicis. 17 settembre interviene anche il Centro Studi Storici che si dichiara contrario alla vendita delle Amicis. 19 settembre 2010 le Amicis come sede della biblioteca. Interviene il dirigente del sistema bibliotecario Michele Casarin affermando che la miglior soluzione per la biblioteca civica è il trasferimento in Villa Erizzo, che sarà vicina al Museo Menò, utilizzando anche l'ex scuola di Amicis, vendendo l'attuale sede in via Milanese. Il 29 ottobre il Comune, la Giunta risponde sull'interpellanza appunto di Brunello e dice che la Giunta non intende vendere la Amicis. Il 2 novembre 2010 il Presidente municipalità venturina tende risposta sulla sua idea di cedere la Amicis. Grandi manovre al centro di Mestre, l'amministrazione non è un'armata Brancaleone, dichiara Simeonato, il quale dichiara anche che intende assumersi il ruolo di regista, è tempo di avere una voce unica, noi non intendiamo passare per l'armata Brancaleone come qualcuno ci definisce. E questo siamo a novembre 2010. 2 novembre 2010 la Amicis è una priorità, ma non ci sono fondi. Necessita almeno 3 milioni di euro per restaurare la Amicis. 5 novembre 2010 si levano alcune proteste perché serve anche ora di sbloccare i progetti. Maggioni dichiara che il lavoro in corso in città c'è, ma non si vede. 2 dicembre 2010 la Giunta approva la ristrutturazione delle Amicis con lo snaturamento del suo interno. Viene incaricato l'architetto Giovanni Capriolio, resterebbero solo le pareti perimetrali creando nei 2 piani 2 lunghe maniche. 9 dicembre 2010 la Giunta delibera la ristrutturazione delle Amicis. Maggioni, assessore ai lavori pubblici, prende noto che è stato approvato definitivamente il primo atto dei lavori di ristrutturazione, che prevede la demolizione, la ristrutturazione al grezzo e la predisposizione degli impianti con un importo di spesa pari a 1.500.000 euro. Il secondo lotto prevede invece i lavori di finitura degli immobili e della pavimentazione dell'area antistante del Pio X per un importo di altrettanto 1.500.000 euro. I lavori avrebbero dovuto iniziare a autunno 2011 per quanto riguarda il primo lotto e a fine del 2014 per il secondo lotto. Viene ripresa a grandi linee la destinazione originaria, quella prevista dalla Giunta del 2009, che prevedeva la realizzazione del Urban Center e del Museo della Città, non in concorrenza con il museo previsto dall'L9. 10 dicembre 2010 il progetto di Capriolio. Si delinea il progetto che prevede la ristrutturazione della Amicis, la creazione del giardino della mura e la creazione della suggestione delle mura medievali. 18 dicembre 2010 viene acceso un mutuo da 20 milioni di euro anche per la sistemazione della Amicis. Viene emesso un comunicato stampa del Comune di Venezia riguardante un mutuo da 20 milioni di euro per finanziare opere pubbliche e servizi al cittadino, tra cui rientra la sistemazione delle Amicis. 19 dicembre 2010, il giorno dopo, trovate i soldi per la Amicis, facendo riferimento a questo mutuo. Per Simeonato la Giunta non pensa solo a Venezia, ma soprattutto a Mestre. Questo finanziamento era un finanziamento ricevuto dal Banco San Marco, un prestito agevolato di 20 milioni di euro tramite un mutuo ventennale. Tra le varie opere previste, il vice sindaco Sandro Simeonato dichiara che sarà compresa anche la ristrutturazione urbana della ex scuola di Amicis. Vogliamo portare avanti gli importanti progetti avviati sulla città e dimostrare tangibilmente che questa Giunta non pensa solo a Venezia, ma anche e soprattutto ai cittadini della terraferma. 19 dicembre 2010 eravamo. Il 7 gennaio 2011 il consigliere Brunello di municipalità chiede ancora alla soprintendenza notizie sullo snaturamento delle Amicis in base al progetto che l'architetto Capriolio aveva predisposto. Il 13 gennaio 2011 l'assessora Tiziana Agostini non vuole 2 mezze biblioteche.
Lei ritiene che la Villa Erizzo sia troppo piccola per ospitare la nuova biblioteca, ma che dovrebbe essere discussa assieme alla De Amicis, la quale dovrebbe diventare a casa della città con spazi espositivi e showroom dei progetti per la città. Aspetti diversi, ma sempre dello stesso problema. Stesso giorno, 13 gennaio, il presidente municipale Venturini chiede per l'ennesima volta la vendita delle De Amicis. Propone la vendita delle De Amicis e con il ricavato finanziare Villa Erizzo. 24 agosto 2011. Entro Natale 2011 Capriolo deve presentare il progetto della De Amicis. 17 marzo 2012 la Giunta affida il progetto della De Amicis a Capriolo. Previsto lo svuotamento dell'interno, Capriolo viene convocato su iniziativa dell'assessore ai lavori pubblici Maggioni, il quale afferma che ripensare e rivedere il progetto significava ricominciare da capo e io non ho alcuna intenzione di mantenere le De Amicis in quelle condizioni. Ci sono a disposizione 3 milioni di euro. 21 marzo 2012 ci sono 2 cittadine che scrivono sul Gazzettino, criticano la consegna della De Amicis a Capriolo, lamentando il fatto che con questa operazione si ripropone il sacco di Mestre degli anni 60. 14 settembre 2012 interviene sempre con un'interrogazione il consigliere di municipalità Brunello, ha risposta scritta e l'oggetto è il restauro dell'ex scuola De Amicis. Il 25 settembre 2012 c'è la risposta dell'ingegnere Claudio Molin che tra le altre notizie ci comunica che il compenso percepito da Capriolo per i progetti per la sua progettazione è di 117.000 euro. Il 10 ottobre 2011 abbiamo un intreccio tra Via Poelio e la sua scopertura del Marzenego con la De Amicis. Maggioni tranquillizza la città in quanto i mezzi finanziari per la sistemazione del Marzenego ci sono tutti. Qua siamo il 10 ottobre. L'8 gennaio 2013 i mezzi finanziari per la sistemazione del Marzenego non ci sono. Maggioni dirotta quelli per la ristrutturazione della De Amicis. Colpo di scena, l'amministrazione in difficoltà economica per lavori di scopertura del Marzenego e Via Poelio, grazie alla previdenza del vice sindaco Signonato, escogita la maniera per bypassare il problema. La soluzione è semplicissima: spostare il mutuo acceso per la De Amicis, risalente a dicembre 2010, per salvare Via Poelio. Spunta così per la prima volta l'ipotesi di far tornare l'ex scuola agli uffici del comune così come è stato in passato. 9 gennaio 2013 Massimo Venturini propone la vendita delle De Amicis. 12 gennaio 2013 le opere compiute della Giunta. Intervengono delle elettrici rimarcando l'assoluta mancanza di pianificazione dell'amministrazione comunale. È il caso delle De Amicis e dei lavori di Via Poelio, dove è stata fatta più propaganda che un servizio alla città. 13 gennaio 2013 il progettista del Palazzo Marinese Capriolo salvaguardare la De Amicis. Interviene il Capriolo. Si dichiara contrario allo spostamento di finanziamenti verso i lavori di Via Poelio. La torre non ha senso senza la De Amicis e viceversa. 18 gennaio 2013 in arrivo 9,8 milioni di euro per la città. I ministri Passera e Clini, in una conferenza stampa, comunicano il contributo in compartecipazione per la terraferma di 9,8 milioni di euro. Gli interventi serviranno anche per l'apertura del Marzenego Via Poelio. 26 gennaio 2013 si parla di trasformare l'ex scuola De Amicis da prestigiosa casa della città a destinazione d'uso per uffici pubblici, ma volendo un'alternativa c'è sempre l'ex Caribe di Piazzetta Giordano Bruno. 9 febbraio 2013 il Comune di Venezia è pronto a incassare la fideiussione marinese Piruel Celana di 1 milione di euro. Per Sandro Signonato si chiuderà così il buco nero di San Piericino. Viene fatta richiesta ai tecnici di verificare la situazione e l'ipotesi del vice sindaco è quella di incassare la fideiussione e finire i lavori di notte. 31 maggio 2013 l'associazione Amico Albero Valdemare chiede in una conferenza stampa la destinazione della ex scuola di Amicis a museo civico, con un semplice restauro conservativo, utilizzando la fideiussione per la mancata attuazione dei lavori previsti da parte dell'impresa marinese. 3 giugno 2013, quindi 2 giorni fa, l'assessore Maggioni, alla ricerca di spazi per gli uffici comunali, propone di riprendersi l'ex crawl di Via Forte Marghera. Già sua. Il che significa praticamente che Messi si riempirà di uffici pubblici. Ecco, questo è il nostro excursus che abbiamo predisposto. Hai altro da aggiungere, altrimenti Roberto? Non ho altro da Allora facciamo tutto veloce. Grazie. Io credo che sia doveroso ringraziare Francesco Brunello per questa sintetica molto efficace disamina di
di quanto si è detto, contraddetto, ridetto, smentito e ripreso dall'8 maggio 1990 sulla del bici. Quindi 1990 faccio notare che sono 23 anni, una generazione, insomma. Chi ha avuto un bambino in quell'età lì adesso è un adulto da morosa o da matrimonio, giusto per dare una dimensione del problema. Ma se vogliamo ampliare un momentino il ragionamento sul museo, dovremmo pensare che probabilmente molti di noi non erano ancora, diversi di noi non erano ancora nati nel momento in cui si è parlato per la prima volta del Museo di Mestre negli anni 50, ad opera dell'allora Urbani De Ghetto, fu considerato una specie di visionario, un personaggio strano, ma che però ha avuto certamente una serie di meriti. Il primo fra questi senz'altro è quello di raccogliere le reperti materiali che venivano fuori ogni piezo spinto quando si scavava il centro di Mestre. Siamo negli anni della ricostruzione post-bellica e della urbanizzazione insulsa degli anni del dopoguerra, e ad ogni piezo spinto saltava fuori qualche cosa, o delle palafitte, o uno scheletro, selci, monete romane, pezzi di mosaico, qualche testa di statua, qualche manufatto in sé. E chiaramente chissà quanta di questa roba in realtà i costruttori palazzinari di Mestre dell'epoca hanno fatto di tutto per far sparire, o magari i pezzi più belli sono andati a finire nei salotti buoni, o magari venduti nel mercato antiquariato, possibilmente fuori Mestre, no? E il resto magari tenuto in casa da mostrare solo agli amici intimi. Certamente è riuscito comunque a conservare un po' di roba, a raccogliere un po' di roba. Dopo lui, ancora idealista, non ha passato niente di meglio che darla ovviamente in concessione a cederla al Comune di Venezia, il quale il Comune di Venezia ha redatto un bel elenco di tutta questa roba che noi abbiamo, e quella roba l'ha messa in alcuni magazzini, spostata un po' di qua, un po' di là. Quando noi abbiamo cercato di rimettere le mani, ovviamente con l'amministrazione comunale, ci siamo trovati di fronte alle cose da inorridire. Uno dei magazzini era sotto il Cavalca Ferrovia, qui di Corso del Popolo, Porta Venezia, un magazzino praticamente aperto dove il guano dei colombi ricopriva con uno strato più o meno così quello che c'era. Siamo riusciti comunque a recuperarlo, anche se c'erano gli addetti della ditta dei trasporti che dovevano recuperare il materiale, che inizialmente si erano rifiutati perché dicevano qui bisogna sanificare ci prendiamo la peste a maneggiare questa roba qui. Insomma, convincendoli un po' da fare, grandi guantoni e stivaloni, siamo riusciti, io con 2 mie laureande, siamo riusciti a recuperare questa roba. E questo è un terzo, gli altri 2 terzi erano contenuti in 2 magazzini di case comunali, uno in via di Valdi, un altro non mi ricordo dove, e i magazzini di case comunali, però sì, certi magazzini di case comunali avevano la porta, ma la porta era completamente aperta, nel senso che chi voleva entrava, e infatti alcuni pezzi, monete romane, qualche pezzo di mosaico interessante, eccetera, ovviamente erano scomparsi, è rimasto. Abbiamo recuperato questa roba qui e per il primo acchito l'abbiamo posta in uno scantinato che dove c'è tuttora. L'unica roba che abbiamo messo a disposizione è uno scantinato di Albertini che adesso conservano gelosamente. Anche noi che abbiamo contribuito a recuperare questa roba qui, quando chiediamo di poter andare a visionare questa cosa abbiamo un sacco di difficoltà, infatti non ci siamo mai riusciti a entrare. Sappiamo certamente che questo scantinato è andato sott'acqua un paio di volte, quindi perlomeno si sono lavati. Ecco. In questo scantinato credo abbiano messo anche tutta una serie di altri reperti che sono emersi poi quei lavori di Piazza Ferretto, di San Rocco e giù di là, insomma, un po' di roba. Quindi è una storia che parte molto da lontano e il centro studi storici qui, quando abbiamo fatto il 50° 2 anni fa, abbiamo redatto questo libro, abbiamo fatto un capitoletto ovviamente condensato in 3 paginette su tutta la storia del museo di Mestre. E siamo intervenuti in moltissime occasioni. Io ho portato qui una cartella, mi sono spaccato la schiena a portarla in giro oggi, ma in realtà credo che sia una delle 5-6 cartelle di carte che abbiamo sul Museo di Mestre. Siamo riusciti a fare qualche cosa. Cosa siamo riusciti a fare? 2 atti di indirizzo, peraltro della passata giunta, che valgono quel che valgono, perché è passata la giunta che ha fatto lo santo più o meno, no?
uno è del 20 marzo 2009 e uno del 4 marzo 2010, ma almeno se non altro sono due atti ufficiali dell'amministrazione comunale, anche se una giunta diversa, in cui stabiliscono e definiscono che deve esserci, poi l'hanno chiamata una casa della memoria, va bene, chiamiamola come vuoi, museo, casa della memoria. L'importante è che in questo spazio ci sia uno spazio dignitoso, in centro città, adeguato e che possa in qualche modo raccogliere almeno le testimonianze importanti, i tratti importanti della storia e della cultura di questa città. E su questo ci siamo sempre potuti e ci batteremo ulteriormente. Io è da tempo che sto aspettando un appuntamento personale con Maggioni per parlare anche di questo, oltre che dell'attore, perché anche questo è un aspetto kafkiano, no? L'aspetto kafkiano dell'attore, voi avete visto che l'attore da un po' di tempo non ospita più nulla, perché è arrivato dall'assessorato ai lavori pubblici, una comunicazione municipalità. Cara municipalità, ricordatevi che da questo momento in poi non dovete programmare più niente all'attore perché dobbiamo fare i lavori. Dobbiamo fare i lavori all'interno dell'attore, sì, ok, chiaramente la municipalità questo è costretta a fermarsi. Qualche cosa si sarebbe potuto fare, dico si sarebbe potuto fare perché nel frattempo hanno tagliato poi quei 4 lire, per 4 euro che davano la municipalità per fare qualche manifestazione all'interno dell'attore. Insomma, in qualche modo, aggiustandosi qualche cosa si sarebbe potuto fare, invece non si è fatto neanche questo qualche cosa, e quindi l'attore è lì, chiusa, e però i lavori non si sa quando fanno. Allora volevo stare anche l'assessore, che peraltro conosco personalmente, lo conoscevo prima che fosse l'assessore, e devo dire, ascolta, dimmi cosa devo fare questi lavori qua, almeno e in quell'occasione volevo anche chiedere un po' di lumi amichevoli su cosa hai intenzione di fare quando verranno iniziati e avviati i lavori agli amici. Certo che però io credo che di tanto in tanto, perché già Mognato mi aveva detto che c'erano staziati dei soldi per gli amici, dopo me l'ha detto Signonato in più occasioni, eccetera. Ma in realtà i soldi sono sempre previsti, staziati, eccetera, per i lavori non cominciano mai. Mi sa che se quei soldi che virtualmente ci sono, ma realmente non ci sono, nel senso che, adesso che ho il nostro pacchetto di soldi, mettiamo agli amici, però la prima occasione quando saranno i soldi è che abbiamo quelli degli amici, li portiamo via, come peraltro mi pare abbia ben documentato l'amico Francesco Brunello. Questa è la situazione nella quale ci troviamo e io vi dico, la De Amicis è uno degli aspetti eclatanti, ne sono stati citati anche degli altri, il discorso dell'ex pacchetto Pio X che abbiamo virtualmente intitolato a Luigi Brunello, abbiamo fatto anche un po' di scalpore quella volta per cercare di far capire che era una cosa importante. Devo darvi 2 informazioni giusto visto che ne sono di correttezza. La testa famosa. Caprioli, che di tanto in tanto vedo perché facciamo parte anche due di un consesso, di tanto ci vediamo, è venuto fuori questo discorso della testa, dice che la testa è ricoverata all'interno della De Amicis. Cioè la sovrintendenza ha responsabilizzato, non so se sa Caprioli o la Marchese, di conservare la testa all'interno della De Amicis. Dice che non è Possiamo dire che la testa è questa? Ah, ecco. è No, tanto perché facile chi non l'ha mai vista, almeno portarla via, sì, portarla via anche molto perché grande. pesa ulteriormente, quindi non è neanche facile portarla via. Dice, ecco, qui dice che è sparita la testa, ma non è sparita. Sapete com'è Gianni Capriolio. 2, Gianfranco Vecchiato. Gianfranco Vecchiato, con il quale ovviamente abbiamo un ottimo rapporto di amicizia, oltre che di confronto. Certe idee magari non ci troviamo poi d'accordo, però almeno c'è senz'altro un confronto amichevole, sempre molto aperto e schietto. Con Gianfranco Vecchiato abbiamo parlato più volte della De Amicis, della torre, eccetera. E lui ha tentato, nulla, perché lui è l'assessore all'urbanistica, di poter intervenire presso altri assessorati per cercare di creare un pacchetto unico di valorizzazione De Amicis Torre. Tanto che lui era il progetto del Borsino, vi ricordate il collegamento, cercare di fare un collegamento, cioè creare una progettazione, aveva tentato anche un approccio con l'avvocato che ha lo studio sopra il Borsino, Gambatto, che ha lo studio sopra il Borsino, per cercare di vedere, siccome l'avvocato Gambatto ha cessato la sua attività, se era disponibile a cedere il suo appartamento, perché il suo appartamento serve proprio di collegamento fra la torre e la De Amicis. Dopodiché c'è stata anche qualche polemica perché Gambatto l'ha modificata da no,
sì, e darsi che un giorno deciderò, però no adesso perché sono tanto pregana. Ma insomma, sostanzialmente il tentativo che lui ha fatto cioè ha fatto una serie di tentativi, purtroppo però non aveva forza politica perché lui sapeva che era un tecnico chiamato da Cacciari e quindi i tecnici hanno sempre meno forza politica rispetto a quelli che sono esponenti di un partito, nominati da un partito, e quindi di fatto ha fatto quelle che ha voluto fare. E di tanto in tanto mi telefona veramente inorridito per certe cose che viene a sapere anche recentemente, insomma, adesso senza entrare nei dettagli. E lui è molto amareggiato perché dice: avevo impostato tutta una serie di idee, di progetti eccetera, che in giunta mi erano stati molto apprezzati, passata la giunta come ha fatto passato, praticamente è buttato a mare tutta una serie di cose, di idee, di riqualificazione. Peraltro lui a Mestre è affezionato non solo per i abitanti, ma perché, se vi ricordate, fino dai primi anni della professione faceva tutta una serie di iniziative per cercare di valorizzare anche urbanisticamente questa città. Questa è la situazione attuale. Se dovessi dire che sono demoralizzato, non direi una bugia perché è dall'età circa di 27 anni, quando ho 27 anni, che sto facendo battaglie per questa città, e devo dire che quelle che sono rimaste risolte o perse sono molto superiori rispetto a quelle che vive, che sono invece molto poche. C'è questo muro di gomma e qui lo dimostra bene. Per cui ogni argomento, ogni situazione, eccetera, c'è chi dice tutto il contrario di tutto, come abbiamo detto prima, o chi non dice niente, assorbe ma non riflette. E ci troviamo che non sappiamo assolutamente che esci. Io credo, ma sono ingenuo, io credo che sulla De Amicis non abbiano il coraggio di intervenire e di dare una destinazione diversa a quella che ormai è stata, anche con documenti ufficiali sicuro della precedente giunta, e che ormai tutta la comunità mestrina ha capito debba essere sta casa della città, un qualche cosa a servizio della città e della memoria storica della città. Però non ci metto assolutamente la mano sul fuoco. Bene, ha fatto amico Albero, e io appoggio completamente questa sua azione che sta facendo. Se volete possiamo fare un documento assieme, un'azione assieme, una conferenza stampa assieme, quello che vogliamo assieme, per cercare di ribadire che questo è un reperto importante per la città e il significato che ha per la città, perché essa stessa è memoria storica, per quello che c'era prima Castello, poi la villa, poi la scuola in cui hanno studiato generazioni di ragazzi, e oggi sarebbe bene che rimanesse ancora un qualche cosa di importante per la città, come per esempio un museo per la città. E quindi senz'altro questa battaglia possiamo farla assieme, come ne abbiamo fatte tante altre. Grazie Roberto. Sergio Marizza. Sì, spero di essere breve. Ti spero. Chi vive sperando muore crecando, devi di le cose che devi dire. Sì, dai, voi sapete che io sono stato per quasi 25 anni direttore dell'archivio storico del comune, sono andato in pensione nel 2004, per cui sono già 9 anni. Parlare di queste robe è una ferita di quelle grossissime, ecco, perché non è un mistero che in comune ero isolatissimo, è una cosa che ho fatto. L'archivio sia di Venezia che di Mestre, modestia a parte, l'ho tirato su io con le unghie, contro tutto e contro tutti, e sappiamo come sono le cose. Dicevo prima, no, loro per sapere quando è venuto il furto, è una cosa che bisogna dirla, quando è venuto il furto alla Celestia, no? Sono venuti a rubare alcuni disegni che erano appena stati in mostra al Museo Correo. Io gli ho detto andate sopra e trovate chi l'ha fatto, perché sopra alla Celestia c'erano ospitati dal comune della gente che viveva fiancheggiando la banda Maniera, c'era quelli che doveva rubare il quadro di Tiziano e Fava, che già abitava solo all'archivio. Lo pone da tanto lontano.
PM Fortuna, che è ancora in politica, ha incriminato me. Vabbè, siamo adesso. E la sovrintendente, quando è venuta in archivio a vedere, no, a prendere atto dello spaiolo disegni, ha detto: caro dottor Balizza, questa è la conseguenza del suo modo di azione. Come così? Eh sì, perché gli archivi devono essere nascosti e tutelati, non come farei messi a disposizione della gente. Ma quando lei mette a disposizione della gente, c'è anche il ladro che viene a vedere, il ladro viene a vedere e dopo viene a rubare. Avete capito? Per capire in che ambiente viviamo. Per cui delle sovrintendenze non mi meraviglio, e invece io farei, prima proposta, io vi do anche l'appoggio dell'associazione di cui sono vicepresidente, che è l'Antica di Fabro, ma anche della Salsa di Campana. Io farei un documento con tutte le associazioni di mestre contro la sovrintendenza. Non è possibile che la sovrintendenza continui è fuori da ogni logica, capite? È fuori da ogni logica. Ci sono quelle due robe che hanno buttato giù, quelle due stalle con gli abbeveratori. Quale sovrintendente ai monumenti? Sì, ma cosa? Vabbè. Io avevo pochissima stima prima, adesso ne ho proprio zero. Questo è il motivo dell'ultima telefonata in Bufalita di Necchiato. Sì, abbiamo telefonato anche a me un'ora fuori ad Ossogace. Va bene, lasciamo perdere. Allora, siccome io sono quello che purtroppo, potrò dire purtroppo, però dopo mi do ancora tante robe di ingenuità, ci ho convinto che per esempio la storia serve anche ai potenti e anche ai deboli, per cui quando ho cominciato a pensare di fare il museo l'M9, quella schifezza che verrà fuori, di cui dirò qualche cosa dopo, hanno incaricato me, insieme ad altri, di fare la ricerca storica. Io l'ho fatta anche, no? E quando ho fatto vedere le mappe, dalle mappe dell'Ottocento in avanti, si vede quando fanno quelle scuderie, perché quelle scuderie non sono state fatte dai frati o dai suori, è ovvio, no? Le hanno fatte i militari dopo che il convento era stato demanializzato da Napoleone. E i militari l'hanno fatta quando Mestre è cominciato a diventare centro, fra virgolette, militare in occasione e in prospettiva della futura guerra con l'Austria, per cui da cui il campo di Cerato, i forti, tutta quella storia là. Per cui erano anche inserite in un contesto di storia recente di Mestre che aveva un senso, ci siamo, no? E ho detto, mi raccomando, queste qua vanno salvaguardate, gli ho detto no. E allora no, ma avremo bisogno del spazio, non so, ma cosa c'entra il spazio è un mese tanto. E dopo abbiamo ceduto, ce n'era una terza, non so se qualcuno di voi si ricorda, e le due sono tutte qui, c'è il quadrato, fate conto dell'ex convento della Roma, no? Se voi passate tutto il chiostro e andate verso via Pascoli, verso dove hanno buttato giù da dentro, le due scuderie erano sul lato destro, cioè verso Porte Legrenzi, per capirsi, no? Tutte e due in fila così. E ce n'era una lunga che andava dritta verso l'ex caserma di Carabinieri. Quella, dalle mappe che abbiamo trovato, è stata costruita in fasi diverse, perché in una mappa si vede piccola così, in un'altra così e in un'altra così. Per cui capisci che nell'arco di 10-15 anni l'avevano ingrandita, perché era un grande magazzino. E lo si vedeva anche dalla differenza delle pietre, no? La differenza delle pietre usate. Allora alla fine si è deciso, quella la buttate giù perché era un vecchio magazzino costruito in 3 fasi successive, insomma, tutto ha valore storico, però insomma no, però quelle altre no. Adesso hanno tirato fuori questa storia, capito? Di buttarla giù e di ricostruirla dopo. Ma voi vi rendete conto cosa vuol dire sta roba? Che sta roba va anche contro quella che è la natura la storica natura, come possiamo dire, dell'architettura italiana di recupero, perché gli italiani hanno sempre fatto il restauro conservativo, non hanno mai ricostruito come i francesi e come gli inglesi dei falsi. Se voi andate a Carcassonne, vi dicono da lontano, guardate che bella città sul colle medievale. Cazzo, scusate il termine. No, è una città fatta nel 1850. Va bene? E loro avevano questo concetto che buttavano giù le torri e le rifacevano, e questo era il loro modo di agire. Se andate a Creta che adesso per secondare un po' di schede, no, andate a vedere la differenza tra Cnosso e Festo. Cnosso restaurata dagli inglesi, gli inglesi cascavano e la cosa che hai fatto? E anche ricostruivano. E dopo che dice la gente, questo era il palazzo di Minosse, questo partito per il Minotauro, insomma, tutti tebardi, tutto falso, ricostruivano. Andate a Festo, seguito dagli archeologi italiani, e trovate solo le fondamenta. Quello è il discorso vero. Io scavo e trovo, conservo quello che trovo.
Se ce l'hai in piedi lo conservi e lo metti a posto. Allora questo capita, e finisco questa piccola parte, questo capita negli stessi giorni in cui la sovrintendente, non so se lo sappiate, me l'ha detto Vecchiato l'altra sera in Bufalito, come dici tu, ha detto che lo stesso giorno la sovrintendenza ha disposto che non si debba più aprire la porta della torre. Ci siamo? Allora non aveva senso buttassimo non ce l'hanno, se non potevano avere la porta. Sapete perché il motivo qual è? Perché le pietre che sono dentro all'arco della torre chiusa sono pietre storiche. Ma guarda Tizio, ma sta cos'è? Cosa è? Fumare? No, quelle pietre là della torre messe là a caso in epoche diverse sono storiche che vanno preservate e la porta resta chiusa. Ed è qua tutta è una cosa vera, follia pura. Per cui io dico non possiamo più tollerare queste cose, appunto, vero? Cioè, non è possibile. Facciamo un documento, lo mandiamo ai giornali, sicuramente la Nuova Venezia non pubblicherà nulla, perché se no non so se lo sappiate, che la Nuova Venezia è ospite con i suoi uffici dentro al palazzo che è di proprietà dell'M9, per cui insomma no, non può essere Berlusconi per queste robe, no? Per cui la Nuova Venezia sicuramente non pubblicherà niente, purtroppo. Sapete dov'è? È il palazzetto che fa angolo con via della Brenta Vecchia, dove sotto ci sono gli uffici dei telefoni, è di proprietà dell'M9, l'ha comprato l'M9 l'anno scorso, 2 anni fa, cioè Segre e compagnia, no? E dentro hanno fatto anche una stanza sotto per riunioni e la Nuova Venezia, guarda caso, ha trovato sede là, insomma, no? Berlusconi ha il giornale e l'M9 la Nuova Venezia, non so, ne fate voi altri, insomma. Per cui non è da meravigliarsi se la Nuova Venezia non viene fuori più con su queste cose. Chiusa questa parentesi. Un'altra piccola parentesi voglio farla sulla storia, che io sono responsabile di alcune cose. La prima cosa di cui sono responsabile, sicuramente, è il discorso della Casa della Memoria, che ogni tanto viene tirata fuori di qua e di là per la giacca. Allora, la Casa della Memoria l'ho inventata io, col povero Gaetano Giorgetto, 1993, in occasione dell'uscita del mio primo libro sulla storia di Mestre. Siccome avevo finito di mettere a posto l'archivio, avevo detto: Gaetano, in previsione del museo che sarà dove sarà, troviamo un luogo in cui, con le carte dell'archivio alla faccia della sovrintendenza, no, possiamo di volta in volta fare dei piccoli percorsi storici su Mestre. Allora, una volta, non so, facciamo la storia della piazza, una volta facciamo la storia delle scuole, una volta facciamo la storia dell'acquedotto, una volta facciamo, ne fate tante, no? E così la gente può andare dentro, vedere, comincia, no, a capire che Mestre ha una storia che non è solo una città da anni 50 e 60 e per pianino andiamo avanti. Bella l'idea. Sapete dove doveva essere localizzata questa casa della memoria? Nella provvederia accanto alla provvederia di fronte al municipio, nella casa di Catapam. E la prima volta il comune che ha scominciato, no, a dare d'accordi con quel fascistone di Catapam per dire darci la casa. E io adesso cosa più, io devo definire un giorno, non so, questa casa della memoria può continuare a girare come no. E dopo, quando è arrivata alle Amici, gli era chiara la casa delle Amici. Seconda opzione di questo tipo, così vi dico proprio tutto, è il discorso anche dell'M9. Io mi sento un po' responsabile anche su quello, perché se voi guardate il mio secondo libro, io ho messo un sottotitolo, non ti ricordo dove, La prima età della città contemporanea. Quando ho fatto il saggio, su cui tu dopo mi hai anche abbastanza rimproverato, sulla storia di Venezia, sull'Ottocento di Mestre, io ho fatto un attacco durissimo, non so se ti ricordi, un attacco durissimo sulla storia di Venezia edito dal Treccani, non è il primo che capita, e prima di pubblicarlo ho domandato i Zenghi cosa ti pare, è duro ma va bene così, perché sì, non c'ero sicuro che insomma no, poteva anche non essere accettato. E l'attacco durissimo qual era? Era questo, cioè che io rimango convinto che questa città, se vuole scoprire veramente la sua storia, deve cercare di capire come è arrivata a quello che è adesso, perché è la storia, noi viviamo qua, no, è vero, è questo, è quello che noi viviamo qua, è ciò che è capitato in questi ultimi 100 anni, e da qua è nata l'idea, il che non significa a buttare a mare tutte le cose del deghetto, tutte le altre cose, non significa questo, ma significa privilegiare quell'aspetto. Poi sono stati gli avvoltoi che hanno preso questa idea, se la sono fatta propria e adesso vogliono anche venderla come effetto solo di computer, di loro, perché se non si sappiate, no, l'idea dell'M9
se andiamo a vedere che contenuti vogliono mettere dentro, è una cosa da pazzi anche quella, no? Io non riesco a capire un museo senza qualche oggetto, pochi magari, validi, ma devo avere la possibilità di vedere. Io penso anche ai ragazzi, ai giovani che devono la possibilità di avere, no, qualcosa anche da toccare al limite, cioè da vedere, e dopo da lì parti per fare percorsi più o meno col computer, e non viceversa, solo roba del computer. Solo roba del computer. Ma vi rendete conto però? Per cui anche se passa una battaglia e finisco. Cioè, io non voglio. Fallito l'Ecomuseo della Brenta, che era nato con la stessa impostazione, hanno speso 300.000 euro, l'hanno chiuso, adesso l'hanno rifatto, ex novo, è già fallita questa Ma cosa. ma non ha mai insegnato, io ho anche insegnato, poi provate a portare una scuola su un museo, è vero? E cioè, tu devi farli toccare, vedere le cose, credo che anche la gente adulta, insomma, no? Io ultimamente sono andato a Modena, sono andato a Modena, oltre che vedere il centro di Modena, che è bellissimo, con una chiesa romanica, no? Splendida. Adesso hanno fatto da 2 o 3 anni la casa museo Ferrari, no? Con un museo bellissimo, molto moderno, fatto da un architetto, non so da dove. Ed hanno fatto questo museo, avrebbero potuto fare anche loro solo, no, video, come altre cose figate, cinema, eccetera. No, non ti hanno messo la Ferrari del 1940, le tute, i caschi, era pieno di bambini che andavano, no, all'arrampicarsi, e dopo vedi anche il resto, perché così resti affascinato, così segui le cose. Ecco, ultimissima cosa, sta storia che il comune si è completamente, e colpa di Cacciaglia, si è completamente lavato le mani del museo di Mestre, lasciandolo in mano a quelli, non so che termine usare, avventurieri forse, e basta, è una cosa bruttissima. Se io sono il sindaco della città e anche della città di Mestre, purtroppo, devo pensare che il museo è una delle prime cose a cui devo pensare, non posso lasciarlo in mano all'altro, il quale fa più che il voi. No, è che nel famoso quadrilatero dell'ex convento dove noi pensavamo di fare il museo, del proprio convegno che abbiamo fatto 20 anni fa, e ora farà un grande megastore, capito? E il museo lo farà sul cubo dei tedeschi. Ma guarda una cosa, io mi sono sentito scippato dell'idea, ma anche della realtà. Cioè io, cittadino di Mestre, vedrò un luogo simbolo di Mestre, museo, scusate, monastero delle Benedettine e poi caserma, diventato un megastore, che se sai barche davanti, che se insomma, no, da pazzi. E dopo troveremo un cubo di vetro in cui dentro ci sarà solo immagini. È demenziale. E nessuno dice niente, questo è il punto grosso, nessuno dice niente. Il comune ha mai fatto, o quando ha detto queste cose, sti qua hanno in mano, la Fondazione Venezia ha in mano sta cosa e se la gestisce così. Ora io capisco che loro hanno i soldi, e i soldi, proprio finito, sono stati quelli che hanno fatto in modo che buttassero giù le 2 scuderie, no? Perché le buttano, non sapete perché, devono fare il buco per fare il grande garage. E se invece era il robe non gli faceva, no? Poteva segarne i dati. Ah sì, anche a tirare su con però insomma il risultato è questo, allora siamo sempre all'interno della solita logica, no? È vero, all'interno della solita logica. No, non so, per quello dico che ritorno all'inizio sono un po'. È una ventata di ottimismo che non so cosa dire, l'unica cosa che posso dire è questa, cerchiamo di farlo, possiamo opporci per quello che possiamo, facciamo un documento, facciamo qualcosa. No, ricevuto, andiamo avanti, abbiamo ricevuto Nelly Mazzampa e Chiara Pupini e poi Stefano Pisa. Ma mi pare che ci sia abbastanza poco da dire per quanto riguarda la gestione degli spazi, sia degli spazi che la popolazione potrebbe utilizzare, gli amici, sia per la valorizzazione e la conservazione di spazi storici che a Mestre secondo me sono ancora più preziosi che non a Venezia, perché Venezia è ridondante di spazi storici e quindi si fa più attenzione a valorizzarli, anche se poi comunque vengono utilizzati come sfondo, vedi il fanciullo con la rana, detto anche dai veneziani il sogno del pedofilo, vedi anche la nuova Focomelica vicino a San Giorgio, ma vedi anche le persone che autorizzano sotto il campanile di San Marco, quindi in uno di quelli dei luoghi sacri, simbolo della città, guarda caso si svendono le facciate per coprirle con i cartelloni e si svende lo spazio che era quello delle ombre per farci poi un gabbiotto per pubblicità e vendite di souvenir, eccetera.
Quindi io credo, come osservatore diciamo esterno ma parallelo, no? Di una realtà che è parallela ma diversa da quella di Mestre e da Venezia. Infatti Michele mi ha invitato, dice, perché tu hai fondato questa associazione su Venezia Civiltà Anfibia per la tutela del diritto alla specificità. Perché ho fondato questa associazione, ho scritto questo libro Venezia Civiltà Anfibia per far ragionare sul fatto che Mestre e Venezia sono due realtà e hanno diritto di essere riconosciute nella loro specificità. Mestre per la sua civiltà di terraferma, Venezia per la sua civiltà anfibia. Se si continua a giocare sull'equivoco che siccome sono due realtà di un unico comune, noi abbiamo una cattiva politica gestionale e amministrativa sia del bene culturale Mestre, che è un bene culturale di terraferma, o comunque di una terraferma che è una terra di mezzo, che si affaccia sulla laguna, sia sulla gestione del bene culturale Venezia, che è una civiltà anfibia, completamente, con esigenze gestionali completamente diverse. È vero che la nostra gestione politica attualmente sta cercando di omologare l'una all'altra, vuole fare la sublagunare a Venezia, dove si sa che anche le sublagunari, anzi le subway in altre città di terraferma come in Germania adesso, con le piene dei fiumi vanno sotto acqua, quindi figuratevi voi qui a Alpe di Venezia fare una sublagunare se non è una pura follia. Ma comunque il discorso di riconoscere la specificità di Venezia significa non fare la battaglia campanilistica contro il Mestrin che è diverso, che se da state fuori, che ha, ma significa fare un discorso, una battaglia per il riconoscimento di due specificità, di due storie, di due vissuti paralleli, limitrofi ma diversi. Ecco qui allora il problema che affrontate oggi di un museo per Mestre. Allora, come osservatore esterno, parlare oggi di un museo per Mestre mi pare anacronistico, perché non ci sono soldi, perché spazi, tranne l'M9 che sappiamo che è un mostro mangiasoldi che è fatto solo in maniera strumentale, direi un'opera quasi di regime, fatta appunto da un regime di monopolio bancario e quindi io lo vedo come una ostentazione negativa di quello che è il negativo della nostra società in Chetrenunco, cioè della finanza, della ostentazione di una cultura che viene calata dall'alto e che non è la cultura del territorio. Allora, che cosa mi viene da pensare? Io ho fatto, e Michele lo sa, non so se lo sapete anche voi, da 15 anni io ho inventariato il patrimonio dell'ospedale civile di Venezia, dove abbiamo la scuola grande di San Marco, uno dei grandi monumenti simbolo della città. Per visitare la scuola grande di San Marco dal 500 in poi, da tutta Europa, si faceva il Grand Tour, c'erano due obiettivi, la scuola grande di San Marco e la Cappella Sistina. Bene, abbiamo questo contenitore, abbiamo un patrimonio dentro, non siamo riusciti da 15 anni a questa parte a fare un museo, nonostante una legge regionale, eccetera. Perché? Perché non ci sono soldi, perché non c'è personale, perché ci sono problemi obiettivi. Che cosa mi viene da pensare avendo sentito voi? Avete trovato dei reperti. Per fare un museo serve un contenuto, servono delle testimonianze, ovvero dei contenuti, cioè i reperti, le cose, i documenti, le monete, eccetera. Serve un progetto espositivo, servono tanti soldi. Mi pare che non ci sia nulla di questo. Allora, una strategia diversiva di denuncia e di aggiramento, quale può essere? Io penso a molte città che ho visitato, anche la vicina Treviso, o anche alcuni posti di Roma, anche alcuni posti di Cologno, di altri punti. Si trovano dei reperti, qual è il modo migliore per conservarli alla memoria, per impedire che vengano buttati dentro a dei magazzini, eccetera? Fare in modo che le associazioni si prendano un pezzettino, un angolino di città, si facciano la teca oppure facciano il buco per terra, lo coprono con una cosa trasparente e la testona la mettono lì sotto e tutta la gente lo vede e ci fanno, non costa tanto, si chiede, cioè fare come la favola della cicala della formica, sapete, la cicala è quella che spende, non pensa, anzi pensa a futuro, mangia, consuma tutto, le formichine fanno. Io credo che con i beni culturali ormai
proprio per i problemi anche obiettivi, che nessuno ti viene a investire, ti viene a dar soldi su progetti di museeria, però la popolazione, per appropriarsi di questi segmenti, di fare, intanto per tutelarli, ma per farli conoscere, perché se ogni associazione si prende un pezzettino di città, un pezzettino di un negozio, un pezzettino di una vetrina, e qui lo potete fare più che a Venezia, perché a Venezia siamo tutti notificati, cioè ce li fregano quelli della Biennale che ci occupano gli spazi, ma qui non avete questo problema. Allora, ogni associazione si prende un angolo e il testone, fate un'associazione, fa le battaglie, fa le barricate, dice il testone, noi individuiamo quel posto, facciamo quella teca, all'interno di quello spazio o in una vetrina, individuate dei punti che sono dei punti di forza per tenere questi segmenti, per farveli dare e per diventare custodi. C'è una convenzione firmata dall'UNESCO da poco, che è la convenzione di Faro, utilizzatela, perché l'hanno siglata a Venezia non più tardi di un mese fa, in cui le comunità possono diventare tutrici di parti del patrimonio comune. Ecco, io credo che questa sia un gioco da fare. Ogni associazione adotti un pezzetto, dico la testa, le monete, individui un posto dove poterlo esporre, un posto pubblico, scava un buco, lo copre con una parte, sapete che ci sono questi sistemi a Treviso per esempio ci sono i resti di un mosaico romano, ma in molte città, insomma, se voi andate anche nella metropolitana di Roma, se voi andate nella metropolitana di Parigi, anziché coprire i buchi vicino alla De Amicis, c'è un giardino, in giardino si fanno delle teche, come ci avevano messo noi davanti alla punta della dogana il sogno del pedofilo, ebbene che ce l'avevano ingabbiato perché avevano paura che andassimo in sudiciarlo, perché ci avevano tolto il lampione, ci avevano tolto l'uso della città. Voi prendete questi spazi, a me se lo potete fare, a Venezia è più difficile farlo. Questo può essere un esempio, ma anche potete andare nelle scuole e fare in modo che le scuole, con l'aiuto delle associazioni, adottino dei pezzi. Non ci date un museo, non abbiamo soldi per fare un museo, dateci degli spazi, la De Amicis restituiteci come luogo in cui spieghiamo quello che stiamo facendo, eccetera. È più facile avere uno spazio per riunirsi come questo, no? Io alla De Amicis facevo i corsi alle scuole appunto per spiegare, per fare gli itinerari educativi. Li potete rifare, ma rifateli guadagnando il tessuto urbano, perché di questi tempi è difficile costruire una struttura. Se voi il vostro percorso espositivo e museale lo fate nella città, rivalutate anche Mestre. Questa è un'idea. Va bene. Grazie. Chiara Buttini. Allora, partiamo da lontano. Storia Mestre. Storia Mestre, però io parlo a titolo personale perché con Storia Mestre non si è mai ragionato sulla disciplina della De Amicis. Comunque partiamo da lontano, il 28 giugno del 1996 Storia Mestre fece un convegno e parlò del museo del Novecento. Sì, dopo è uscito il libro questo del 97. Perché il museo, che cos'è il museo? È un'immagine che la città si vuole dare, è come dire, una parola grossa, ma è un'identità, fa parte di una ricerca di un'identità di un luogo, fa parte della rappresentazione di un luogo. Allora Mestre, lo diceva anche Sergio, sono d'accordo con lui, con quello che diceva alla fine, Mestre effettivamente è una città del Novecento, cioè la sua grande espansione, la sua identità la ritrova nel Novecento e quindi è una città del Novecento. Partendo da quest'idea, allora con Storia Mestre ci abbiamo ragionato e l'M9 non esisteva neanche la Fondazione Venezia probabilmente ci pensava. Comunque poi è stata ripresa anche da altre associazioni, da altre persone, la pensavano anche loro, insomma, non dico che fosse una storia, noi abbiamo fatto un convegno comunque perché volevamo cercare di capire per che cosa serviva un museo. Serve a guardarsi come uno specchio, serve a capire, no, qual è la propria
la propria rappresentazione. Però si era detto, è vero, Mestre non è che sia nata nel Novecento, è una città del Novecento, ma esisteva anche prima come borgo, come città medievale, cioè aveva delle sue valenze storiche, però di questa identità se ne è accorto il Novecento, perché quando si è posto il problema del museo era, come diceva prima Roberto Stevanato, con Urbani De Gaeta fra la metà degli anni del Novecento, i 50 erano, no? Urbani De Gaeta fu questo grande personaggio che pensò proprio di dare un museo alla città, di incominciare l'identità, ma proprio perché Mestre si guardava se stessa, si guardava allo specchio e cercava di capire cos'era. Allora, i reperti, certo un museo bisogna mettere qualcosa. Io credo che su questo sono d'accordo anche sempre con Sergio, io credo che un errore grosso di questa giunta, di questo comune, sia stato, e non so se ci sia lo spazio ancora, per andare dalla Fondazione Venezia, che per carità mette 100 milioni per questo museo, cioè non è una cosa, una cosetta, ha detto invece di dare a pioggia a un certo punto, no, seguire, di dare a pioggia alle associazioni, ne abbiamo avuto anche voi penso, dei soldi, no, che dava la fondazione che aveva questa mission culturale, e la città voglio fare qualcosa e voglio fare un museo, l'M9, però con l'M9 ci ha messo i soldi e di fatto ha detto non me ne frega niente di quello che dice il comune, le associazioni eccetera, chiamo i bocconiani e faccio quello che pare a me, e farà anche un centro commerciale dove ci guadagna. Di fatto ha stravolto l'idea che infatti invece le associazioni che ci siamo trovati per lungo tempo, allora l'assessore era quando ci siamo trovati con le associazioni, vabbè, dopo mi verrà in mente, comunque aveva stravolto queste cose. Marino Cortese. Bravo, Marino Cortese. Allora, cosa è successo nel frattempo? Che si è costituito, proprio Giorgio Sarto, secondo me l'invitato di pietra in questo senso, si è costituito il laboratorio di Mestre Novecento che ha lavorato, e chi conosce Giorgio Sarto sa che è un bulldozer, ha raccolto tantissimi archivi, è andato in cerca, ha raccolto, ha informatizzato, ha fatto un lavoro straordinario. Però di fatto questo è andato avanti per conto suo e la fondazione è andata avanti per conto suo, cioè non c'è stato l'incontro, cioè il comune non ha saputo, perché il laboratorio era un organismo, la struttura del comune, non ha saputo mettere sul piatto, io non ho i soldi, però ho le competenze, ho la ricerca, ho la cervelli, ho delle cose da spendere e quindi le metto nel piatto e contratto. Questo è stato secondo me il grande errore giocato quando ho incominciato Fondazione a pensare all'M9 e c'era un laboratorio, c'era tutta una serie di documentazioni. Io non so se si possa ancora colloquiare in questo senso, però io onestamente dico che ci dovrebbe essere un museo, non due musei. E allora cosa succede? Che in questo museo del Novecento bisognerebbe che ci fosse qualche cosa che ricorda anche come il Novecento ha guardato al suo passato. E poi sono molto d'accordo con Nelly, credo che la parte non novecentesca va recuperata nel luogo, perché adesso, guardate, onestamente io lo dico, e voi sapete che io faccio parte anche della municipalità e non lo devo da nessuna parte, questo è anche un discorso politico, non si farà niente nelle Amicis perché i soldi non ci sono, e questa giunta ha deciso opportunamente secondo me di completare l'opera in via Poelio, cioè ha stombinato il Mazzenego, ne farà, il progetto è molto bello, libererà anche le arcate del palazzo, no, che guarda il Mazzenego, cioè ci sarà tutta la parte delle arcate che verrà svuotata, quindi ci sarà anche lo spazio sotto e il progetto verrà portato a compimento entro la fine del 14, cioè quando finisce questa giunta, no, comunale, questo consiglio. Quindi questo lo farà e verrà fatto, e questo è comunque un museo, perché restituire quello che era un pezzo di città di una volta
e che ha un suo fascino anche, perché il Mazzenego, c'è poco da dire, è quello che non è che sia sporco, sì, il disinquinamento va fatto a nord, ma in fondo è sempre stato così un po' con grigio, insomma, non è un'acqua particolarmente, no, ma non è che sia l'inquinamento, è proprio il tipo di percorso. Ma va depurato e anche ossigenato. Certo. Va depurato e anche ossigenato, se no diventa una ma questo è un foglia. discorso a monte, è un discorso a monte. Si mettono un po' di depuratori e si rigenera tutto. Io credo che comunque restituire dei pezzi di città, e lì diceva che troviamoci il nostro angolino, restituire dei pezzi di città che ripercorrono quello che era l'antico, no, la torre è stata restituita, ci sono pezzi di città da riconquistare, da rivedere, da capire, no? Lì c'era un fiume, insomma queste cose vanno ripensate nell'ambiente urbano, ma io penso che cioè come dire, la scommessa è quella di fare un museo del Novecento. E questo è il discorso. Guardate, i reperti, io li ho visti un paio di volte, anche quelli di Albertini, sono dei reperti tutti inventariati, adesso la tendenza li ha tutti. C'era Fozzer, come si chiamava? Fozzati che era una persona seria, secondo me, no? Fozzati li ha inventariati tutti, sono tutti, adesso non so, probabilmente non li ho più rivisti, un po' di tutto quello che si trova nel Veneto, però siccome è tutto quello che si trova in tutti i musei del Veneto, secondo me quei beni lì potrebbero benissimo, se Altino diventasse un po' più grande, trovare una sezione di Mestre. Non è che noi andiamo a scoprire, l'unica cosa diversa è l'animale che è stato l'animale preistorico che è stato ritrovato sotto Coin nel 1962, quando sono stati fatti gli scavi. Ecco, quello è un reperto originale, ma tutti gli altri sono cose che si trovano in tutti i musei del Veneto, e Altino, che è un museo straordinario, come dire, anche lì andrebbe allargato, andrebbe modificato, perché ci sono delle cose molto preziose anche nei magazzini. Anche nei magazzini, scusate, anche nei magazzini. 4 milioni Secondo me lì andrebbe ingrandito e viene quello grande con 4 milioni. Magari si No, potrebbe magari trovare spazio anche ai reperti di Mestre. Non è quello, secondo me, che ci valorizza, perché quello che c'è lì nei magazzini dei reperti, vi dico, io l'ho visto 2 volte, sono andata con Fozzati, siamo andati insieme con tutta la municipalità, abbiamo fatto un incontro con lui, ci ha mostrato come era stato, è tutto inventariato, probabilmente adesso è anche allagato. Io ho chiesto di rivedere nuovamente, perché probabilmente qualcosa, però tutto sommato l'umidità ha portato niente di particolarmente diverso da quello che voi trovate appunto altrove. Ecco, questo non è il valore di Mestre. Il valore di Mestre, secondo me, è nel Novecento, che guarda eventualmente che guarda al suo passato e lo valorizza nel territorio. Questa è la mia idea, per cui la De Amicis secondo me va pensata a cosa fare, ma certamente non un secondo museo, perché guardate, diventerebbe il museo di serie B. In serie A forse l'altro, dove cosa faranno là? Cosa ci ha detto, come si chiama quello della Boccone che lo sta curando? Guerzoni. Ci ha detto che faranno Marghera, faranno una stanza dove si vedono lampi, puzza, perché Marghera puzza, cioè qualcosa così alla Disneyland, no? Il quale va anche bene, se però il museo non si costruisce solo su questo, sugli effetti speciali, ma si costruisce sui documenti, si costruisce su quelle cose che effettivamente ci raccontano il passato, in modo fondato, certo, no? E questo sono quelle cose che ha raccolto Giorgio Sarto e che non dialogano, che non riescono a dialogare. Cioè, a mio avviso, vi ringrazio di questa occasione, credo che va fatto questo discorso. La città deve ritornare a parlare di questo, perché è vero che passa tutto sotto silenzio, sta passando tutto sotto silenzio. E questo è male, perché a mio avviso dobbiamo discutere, litigare anche, perché forse avremo anche delle idee diverse, ma bisogna parlare di questo, perché questo immobilismo di fatto non favorisce nessuno, anzi ci rende, come dire, pessimisti, ed è secondo me qualcosa
cosa si può ancora fare, sia nel dialogo con il comune, il nostro comune, che abbia un patrimonio, perché secondo me Giorgio Sarto si è accumulato appunto un patrimonio da spendere come capacità, e quelli che sono la Fondazione Venezia, che ha messo 100 milioni. Sta mettendo, insomma, non è uno scherzo, per cui è chiaro che bisogna dialogare con la fondazione. Cioè, non possiamo dire non ci importa niente, noi vogliamo fare un altro. Io ne metto 30 miliardi, perché i soldi li ho, però non è questione di soldi. No, me li tengo io, ma non è questione di soldi, è questione che il comune deve avere un'idea, una visione generale della città. Soldi o non soldi? E dice di sì o di no in base alla visione della città, punto e a capo. Altro, io ti do 100 milioni, tu mi dai un cammello. Oh, ma sono a livello di usurai qua. Cosa fanno questi sindaci di amministratori? Tanto per chiudere, credo che bene, non è questione di soldi, ne ho io di soldi che vi riesco più io vi ringrazio e basta, chiudo qui, insomma, perché il dibattito secondo me va ripreso con forza, sentendo le opinioni diverse. Io ho detto la mia, io appunto non sono d'accordo sul fare un museo alla De Amicis, lo dico chiaramente, sono d'accordo invece nello spingere perché nella città vengano ritirate fuori, anche lei lo diceva, insomma, le tracce del passato vanno lette nella città, perché secondo me i cittadini, i bambini devono poter capire e leggere che questa città si è trasformata, cioè vedere il cambiamento. Però a mio avviso la grossa scommessa è quella di fare un museo del Novecento che parli veramente della rappresentazione che noi pensiamo a questa città, ed è un discorso, bisogna ascoltare le associazioni perché hanno fatto tantissimo lavoro in questi anni. Io mi ricordo appunto le discussioni che abbiamo fatto con centro studi storici eccetera, vanno riprese queste cose perché c'era dell'energia, c'erano delle idee, magari in contrasto, ma erano comunque delle idee. Il dialogo va ripreso, per cui grazie a voi e mi fermo qua. Stefano Zabeo, ultimo intervento. Allora, chiaramente io sono dell'opinione assolutamente opposta alla relatrice che mi ha preceduto. faremo sì. Allora, chiaramente noi ci siamo occupati per lungo tempo di questi reperti, in particolare con il funzionario della sovrintendenza Luigi Fozzati. Abbiamo fatto anche un grosso recupero di materiali che aveva raccolto in anni di ricerche superficiali il gruppo archeologico veneziano, e tutti questi reperti adesso sono all'aperitivo insieme con quelli di Urbanite Geldorf. Reperti che riguardano la storia di Mestre ce ne sono sparsi in diversi musei, nel museo del Portogruaro, nel museo di Alpino, alla Galleria Franchetti dell'Acadoro. Dopodiché ci sono innumerevoli reperti sparsi in piccole collezioni private che sarebbero molto felici di donare questi loro materiali a un museo di Mestre, per il quale noi cerchiamo appunto di trovare tutte le strade per poterlo attuare. Cioè dobbiamo ribadire che come ogni luogo della terra, la storia non comincia da ieri o da 100 anni fa, ma nel caso specifico di Mestre e dei suoi dintorni, le prime tracce si sono registrate con ritrovamenti che riguardano il periodo mesolitico, in particolare attorno al 6000 a.C. ad Ese, per le ricerche condotte da Sergio Marsale, che collabora con il professor Antonio Alberto Broglio. Se andate in internet e vedete, ha centinaia e centinaia di pubblicazioni fatte, e ha fatto nello specifico
un libro sui ritrovamenti attorno alla laguna di Venezia, sempre del Mesolitico, dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Dati. Antonio Bro. No, Alberto Broglio. Alberto Broglio. È un personaggio importante, professore emerito dell'Università di Ferrara. Per cui qua abbiamo dettagliato un attimo, riassunto i vari periodi storici di Mestre, per cui Mesolitico, Neolitico e Neolitico, cioè l'età del rame, il bronzo, il paleolitico, il romano. Dopo, così in maniera unilaterale, abbiamo pensato di far finire il medievale al 1337, cioè l'anno della conquista di Venezia, l'inizio della dominazione veneziana, che è finita nel 1797, cui sono succedute le dominazioni austro-francesi, dopodiché dal 1867 quella italiana. Ebbene, per tutti questi periodi abbiamo delle testimonianze. Noi pensiamo che la città abbia diritto di un luogo della memoria. Io penso che tutti a casa nostra abbiamo un album di fotografie o di oggetti in cui ricordiamo il percorso storico. Non è che le fotografie di quando eravamo bambini le buttiamo via perché teniamo solo quelle quando eravamo più grossi, insomma. Anzi, forse sono più care quelle durante l'infanzia rispetto a quelle più recenti. Abbiamo cercato di dare, perché è stata data una copia, un'immagine anche, perché 60 anni che si fa questo museo, può venire anche il sospetto che questi reperti non esistano neanche o siano baggianate. Va bene? Per cui nell'ambito delle nostre possibilità e usufruendo delle varie pubblicazioni che sono state fatte, abbiamo raccolto delle immagini per fare un pochino il flash per i vari periodi storici di cosa abbiamo. Per esempio, uno dei reperti più antichi, che risale appunto al Neolitico, cioè all'età del rame, è il pugnale a codolo di Olmo di Maerne. Che cos'è un pugnale a codolo? È un pugnale in cui ha una piccola coda e con degli incavi che serve all'immanicamento. Questo pugnale praticamente è stato trovato simile, chiaramente sul famoso museo dell'Alto Adige, dove è conservato l'uomo di Similanum. Se osservate c'è un pugnale immanicato, gli altri hanno fatto un museo intorno a quest'uomo e qui sappiamo cosa succede invece. Abbiamo altri reperti che riguardano lo stesso periodo storico, che appunto sono queste punte fogliate. Abbiamo dei bronzetti trovati ancora dagli scavi del Conte Marcello che riguardano il periodo paleoveneto in Valpagliaga. Abbiamo accampato sono state... Dov'è Valpagliaga? Scusa. Valpagliaga è praticamente sulla Triestina, al confine del Dese, praticamente Valle nel senso di Valle Lagunare. Valle Lagunare, chiaramente. Ok. Bene. Dopodiché abbiamo appunto per quanto riguarda il bronzo una macina ed un pestello. Queste sono sempre state oggetti di studio diciamo sempre di Sergio Marsale, che ha dedicato molti anni, ha fatto molte pubblicazioni per la Società di Scienze Naturali, in cui appunto sono descritti questi materiali che di solito, essendo dei reperti vaganti, per cui fuori contesto, sono datati con il metodo di Laplace, il metodo di valutazione tipologica, cioè si prende questo pugnale, si confronta con un altro che è datato, perché magari inserito in un contesto stratigrafico dove si possono misurare l'età degli strati attraverso il carbonio 14, e per cui si sono datati e abbiamo reperti appunto mesolitico, neolitico e bronzo, eccetera. Dopodiché abbiamo per esempio la vera di Pozzo monolitica, un reperto con un'iscrizione. Abbiamo in via della Crusca, è stato ritrovato da qui presente
crivellari e sono stati trovati diversi reperti, tra cui un frammento di satiro ed una macina. Abbiamo un altro fatto scandaloso, sono quelle lastre sepolcrali del 300 e del 400 che sono messe fuori della chiesa di San Girolamo sul cortile, sono oscurate da una siepe, non si possono neanche vedere, sono buttate là così. Abbiamo i proiettili in pietra che sono stati recuperati grazie al lavoro volontario del gruppo archeologico veneziano. Mentre scavavano il Mardenio si sono tuffati in mezzo al fango e hanno recuperato questi proiettili in pietra. Dopodiché c'è un bassorilievo che è in Cala del Sale, che secondo noi andrebbe messo all'interno di un museo, in cui si vede appunto la Vergine. Probabilmente questo era su una casa di proprietà della scuola di Battuti, che ricordiamo è la confraternita più longeva e più importante che ha avuto Mestre, dal 1302 al 1806, per cui 5 secoli, ha lasciato delle testimonianze importantissime, per esempio la testimonianza architettonica della scoletta di Battuti in via Poelli, nonché uno dei più grandi archivi delle confraternite a livello italiano, che è conservato appunto in via Sparti. E per cui anche di questo fenomeno, questa esistenza di queste scuole, di queste confraternite, che ha scritto molto bene, molto a lungo il padre di Francesco, Luigi Brunello, anche di questo sul museo ci dovrebbe essere un qualcosa di simbolico che ricorda, a nostro avviso, questo momento importante nella nostra storia. Dopo abbiamo ad esempio la Brocca rinvenuta in via Palazzo. Ricordo che oltre ai rinvenimenti di Urbani De Gaetano del gruppo archeologico veneziano ci sono tutte i reperti che vengono fuori dagli scavi, perché l'area centrale di Mestre è stata sottoposta a vincolo archeologico, per cui ci deve essere, ogni scavo deve essere seguito alla sovrintendenza archeologica. Nel 2005 hanno fatto questo libretto. Da qui è nato quell'itinerario archeologico realizzato in vari pannelli che sono posti nei posti significativi in cui ci sono stati fatti dei ritrovamenti archeologici. Uno di questi è appunto in via Palazzo, e abbiamo questa Brocca. E dopo c'è il famoso testa di Nettuno. Anche questa Brocca è Pertini oppure? Sinceramente non so in grado, o è Pertini ma probabilmente su un deposito della sovrintendenza, se non ho detto prima, e la sovrintendenza ha vari depositi, e per cui presumibilmente è uno di questi depositi. In basso vediamo uno stemma di Mestre che è al municipio di Mestre, e abbiamo poi conservato su una chiesa un'opera d'arte secondo me straordinaria. Leggo quello che c'è scritto su Mestre, Arte e Fede, perché se non sapete abbiamo anche un patrimonio artistico, e sarebbe il Cristo artistico religioso, che è il Cristo Passo. Leggo testualmente, nella chiesa di San Rocco dovrebbe essere scritto. Allora, l'opera di notevole interesse artistico, grazie alla pregevole fattura, si può fare risalire ad un periodo anteriore al Concilio di Trento, per l'inusuale iconografia del Cristo in pietà. Appare infatti atipica la resa della barba e dei capelli, ma soprattutto la monumentale e la robusta plastica del torace e della muscolatura delle braccia. La figura di Cristo, colta di 3/4, poggia nella parte inferiore su un sottile cuscino di nubi, le braccia inerti si adagiano sui fianchi, coperti in parte dal peritoma che crea un raffinato gioco chiaroscurale. All'impostazione rigida e frontale del busto si contrappone la lieve inclinazione della testa, che conferisce all'insieme una lievissima dinamica. Sebbene non sia certa la collocazione originale della scultura, è ipotizzabile, sulla base dell'impianto compositivo, una sua destinazione all'esterno. Per ultimo vorrei ricordare appunto
4 momenti significativi, che 3 dei quali sono riportati dalla stampa. Uno è appunto il titolo di un articolo che riguarda la raccolta che ha fatto a suo tempo l'Urbani de Gelthof, che risale ancora al 1952, per cui sono passati circa 60 anni. Allora ci si domanda se 60 anni di attesa possono bastare o meno. Dopo c'è il numero dei pezzi raccolti, che sono 7.000, per cui credo che ci sia anche qualcosa di importante. C'è una risposta dell'allora assessore alla cultura Mario Rio che dice: le posso assicurare fin d'ora, rivolto all'Urbani de Gelthof, che la sua richiesta troverà dignitosa risposta nel momento in cui si inizierà la sistemazione museale di Mestre. Siamo all'87. Per ultimo abbiamo l'attuale vice sindaco Simeonato, che dice: Mestre avrà il museo che attende. Sono passati un po' d'anni, ma abbiamo visto i risultati. Mestre avrà. Posso, Michele? Posso? Prego, nel tema, Nel tema. Io sto nel tema perché ho sentito che vi siete un po' divagati. Io devo stare sereno. La prima cosa che deve fare Simeonato, deve disdire la convenzione con Marinese e restituire la fideiussione, perché quello che è stato fatto al PX è un obbrobrio. Si sono abbattuti 2500 metri metri cubi di Celano, ci mettiamo un po' della sala della musica, 300 metri, cioè, a fronte di 3500 metri cubi hanno scaraventato 20 metri cubi che dal punto di vista urbanistico vanno abbattuti, punto a capo, se si vuole fare un discorso urbanistico. Dal punto di vista dei musei, io a Segre l'ho già detto, perché non è che il M9 va tanto facilmente, ci vogliono delle firme, insomma qualcuno che firma lo conosce. Noi dobbiamo fare un'analisi dell'esistente. Abbiamo Quarto del Tino, io non sono un tecnico dei musei, lo lascio fare ai tecnici il mestiere degli archivisti, dell'interpretazione, della cosa. Io faccio un ragionamento da amministratore. Nel territorio veneziano che riguarda la terraferma, un museo sì, ed è quello di Quarto del Tino. Mi risulta che la regione l'abbia bene finanziata, adesso io non sono andato a vedere per sapere come sono gli esiti, però se ci dà 3-4 milioni di euro alla regione Veneto, se ne fanno di cose con 4 milioni. Immagino che ci sia una buona quantità di materiale. Che periodo copre, che tipo di reperti esibiscono. Evidentemente che non si possono fare doppioni. Allora quello che ce l'ha non può essere riprodotto di qua, ma bisogna fare due cose distinte. E questo quindi bisogna coprire un buco. Perché il Novecento non è Mestre, non è la terraferma Casamaia Marghera. Chiaro? Va bene? Pensare di fare solo il Novecento è un errore, perché non copre un buco che va da Quarto del Tino fino al Novecento e non si proietta nel futuro. Io ho sempre questo gliel'ho già detto. Oltre ad avere problemi urbanistici, perché buttando via 3.000-4.000 metri cubi ne scaraventano 40.000. Bisogna fare pulizia e queste operazioni le deve fare il comune. Siccome queste operazioni con la legge regionale si possono fare, si prendono i metri cubi in più e si portano dall'altra parte. Questo lo deve fare il comune. Palazzo Ducale, fondazione dei musei, insomma l'abbiamo ristrutturato. Io prima l'area secondo il Palazzo Ducale, abbiamo investito 20 miliardi e da lì è rampollata tutta la fondazione dei musei, che è diversificata a Venezia, d'accordo? Ciascuno con la propria capacità, con le proprie peculiarità. Scusa, ma se io sono l'amministrazione comunale, perché la fondazione dei musei non la posso estendere a Venezia e fare un museo che va a integrarsi con quello di Quarto Latino, che va magari a integrarsi anche con quello che sorgerà in via Poeto? Perché no? Perché no? Ha i fondi, ne ha le cose, può collaborare con voi e i soldi si trovano da questo punto di vista, perché un museo dal punto di vista
economico bisogna anche che si sostenga economicamente, insomma, non è che ci vuole il personale, ci vuole i costi. Quindi o Segre la capisce e fa un museo di Mestre della città, recuperando tutto quello che voi avete prodotto, chiaro? Che va a integrarsi con quello che c'è qua. Oppure bisogna farne un altro, non c'è dubbio su questo, chiaro? Va bene? Per cui, finisco, per cui se voi andate avanti sulla strada di coprire un buco che non è quarto d'altino, ma che non è neanche le menole, va bene, io vi do una mano e sono disponibile a contattare le giorni e anche a fare conferenza stampa, perché l'identità, ma lascia che finisca, l'identità di una città ha un nome, si chiama Museo di Mestre, va bene? Sì, io volevo dire una cosa riguardo a Mestre Novecento di Giorgio Sarto, con cui ho collaborato. Mi sembra che ci sia un patrimonio che è spaventosamente inutilizzato, perché 30.000 immagini, poi anche l'elaborazione che ha fatto dal punto di vista, diciamo, proprio del cambiamento della città nel secolo e mezzo che è passato, io penso sia un patrimonio che ha a cui hanno contribuito tutti i cittadini di Mestre gratuitamente, e ovviamente però c'è qualcuno che non vuole che questo tipo di patrimonio venga diciamo al sole, perché mi risulta che c'è un accordo già firmato dal Comune di Venezia con altre associazioni, altre fondazioni, in modo che nel senso che, voglio dire, se il Comune ha all'interno un patrimonio, non lo presenta, non lo sfrutta, ma utilizza altre agenzie culturali, non è colpa di Giorgio Sarto se questo patrimonio che ha creato in 10 anni di lavoro è buttato in un cestino, anche perché le memorie e i materiali informatici si ammalorano, per cui l'informatica, l'insegnante, non è che io vado a digitalizzare 30.000 immagini, faccio un lavoro e rimane lì per i prossimi secoli, va fatta una manutenzione, va messo in rete, eccetera. L'altra cosa di cui invece sono stupito sul discorso della signora che non c'è, è il fatto del museo un po' diffuso così. Io sono un po' contrario a questo discorso, perché sono appassionato di storia e di archeologia come sono. Vi posso assicurare che ci sono degli esempi in Italia di piccolissimi comuni senza soldi che hanno fatto delle cose magnifiche come le sovrintendenze, sfruttando soldi delle sovrintendenze, ma comunque facendo lavorare i cittadini. Vi faccio l'esempio di Popoloni, che è uno dei più bei centri etruschi della Liguria meridionale, dove come progetto pilota ormai da 20 anni la sovrintendenza di Firenze ha demandato a un'associazione la gestione di un museo all'aperto di una rarità incredibile e si mantiene, nel senso ci sono 10 posti di lavoro, l'associazione tiene per la parte turistica aperto questa cosa che non si poteva fare con la sovrintendenza o con il personale statale, e questa commissione funziona benissimo, cioè turismo, pubblicazioni, casa editrice, onlus, sovrintendenza, magnifico, cioè arriva uno studente o arriva un turista olandese, entra nel museo, lo vede, la pubblicazione, tutto, 10 posti di lavoro. Quindi secondo me si può fare in maniera alternativa a questo discorso, cioè diamoci da fare. L'ultima cosa, io non ho ben capito una cosa che ha fatto il Comune di Venezia, cambiando situazioni tipo, per esempio, che ha ereditato un cinema. Cioè io non riesco a capire se il cinema corso adesso del Comune di Venezia, per esempio, o cose di questo genere. Ecco, io vorrei sapere quante cose abbiamo ereditato e quanti pezzi di Mestre sono, ecco, perché io penso che sia molto difficile. Penso che sia molto difficile fare un museo di serie B, cioè bisogna stare attenti al fatto che ci sono dei comuni, che chiudo, piccolissimi e con pochi soldi. Io faccio l'esempio di Montebelluna, perché io sono stato uno dei fondatori, cofondatori della Società Veneziana di Scienze Naturali, Massante lo conosco, l'ho conosciuto all'epoca, per cui il museo di Montebelluna, il museo storico, il museo di Scienze Naturali, che è nato un po' dalla costola del esempio di Venezia, è un museo magnifico ed è gestito dal comune di Montebelluna, non è gestito
risorse. Quindi voglio dire, si possono fare musei storici, naturalistici, si possono fare con passione, con l'aiuto delle associazioni, ma neanche con tanti soldi. Cioè, andate a vedere il museo di Montebelluna. Montebelluna non è Venezia a livello di disponibilità economiche. Chiuso. C'è anche la fondazione Ferruzzi. No, sembrerebbe che fosse un problema di soldi, sembrerebbe, però vista qua l'escursus temporale di cosa hanno detto e cosa hanno fatto per il Museo di Mestre, chiaramente non è un problema di soldi, almeno una volta non era un problema di soldi perché i soldi c'erano, era un problema di volontà politica di farlo o non farlo. Ora, così, il punto là è che ho letto sui giorni fa che per quanto riguarda l'eventuale, perché ancora non se n'è deciso, costruzione del pannello Lumière, il Comune dovrebbe incassare una bella cifra. Cosa pensa di fare il Comune con questa cifra? Insomma, parla di 100 milioni, non so, no, 40 milioni c'è da conto. 40 milioni c'è da conto. Abbiamo letto 400 milioni di oneri di urbanizzazione. Cioè, voglio dire, la cifra è enorme. Cosa pensa di fare? Se non c'è la volontà non farà niente chiaramente, però se ci fosse la volontà, dico, 1 milioncino, 2 milioni, non mi sento. Ma la fondazione di Montaieri. Per favore, scusa, non interrompa. No, è tutto là, chiaramente. Ok, Fabrizio sta bene. No, io ho sentito, va bene, che ci sono vari problemi, nel senso che, allora, il materiale c'è, il problema è non è tenuto bene, perché? Perché è impossibile tenerlo bene se non c'è, non ci sono le basi economiche, ma anche in ogni caso tutto il resto. Io dicevo, ma siccome abbiamo già dei musei e quel museo deve nascere, la prima cosa che dobbiamo fare comunque è proteggere il materiale, perché ho sentito che vanno sott'acqua, spariscono, cose del genere. Allora io penso, almeno per il momento, per far sì che nasca questo museo, perché deve nascere a Mestre questo museo, diciamo, perché non darlo intanto, in modo che diventa scomodo questo materiale, perché adesso il materiale per il Comune è comodo, è messo sotto scala, nessuno lo sa e via. Lo diamo agli altri musei, ma già cominciando a determinare il nome del Museo di Mestre, cioè te lo do scomodamente e lo mettiamo in altri musei in vista col nome del museo, in modo che anche gli altri musei comincino ad avere la scomodità di questi pezzi, dove comunque li peseranno, sia come custodia che anche come, messa in visione al pubblico quale? Veneziano mestrino, mestrino veneziano. Io veramente dico, se abbiamo la possibilità, la capacità di un museo Mestre, se non partiamo dando questo materiale in prestito, in modo che anche gli altri musei si impegnino a far sì che nasca questo museo Mestre, io comincerei a dire di darlo, va bene, di darlo in prestito, in visione ai mestrini quando vanno a Venezia per vedersi i propri, ecco. Pertanto potrebbe nascere già il museo come costituirsi, divorziato in casa perché non ha la sede, però il materiale c'è, il materiale protetto, il materiale archiviato, il materiale dai mestrini è visibile andando a Venezia. No, quelli di Venezia lì a Mestre. Il Ma materiale non capisci? non è nostro, non è del Comune. Appunto. È della sovrintendenza. Esatto. È tutto sulla sovrintendenza. Allora questa... Noi lo custodiamo, noi Comune l'abbiamo in custodia, però è della sovrintendenza. Sì, ma chi lo guarda, chi lo vede adesso? Nessuno. E chissà cos'è. Stiamo parlando di qualcosa di fisico che sta degradando, che nessuno può vedere. Allora cominciamo a farlo diventare scomodo per il Comune. Lo mettiamo in visione da qualche parte, dove possiamo metterlo, ma anche con un nome. Allora, a mio avviso, potrebbe nascere il Museo di Mestre senza sede e senza soldi. Dove lo mettiamo? Visibile dai mestrini, andando a Venezia, in un altro museo, gratuitamente. Cominciamo a vedere se troviamo spazi. Piuttosto di sentire e di metterlo da quell'associazione, quella cosa, comincio a mettere i pezzi più belli, più importanti e più, ecco, e anche in modo che diventano scomodi per gli altri musei. Parlo io con la Renato Codè. No,
esposti. Scusate, per concludere, Giorgio volevo dire qualcosa anche se non hai sentito. Parlo io con la potenza. Non serve? No, è una questione importante che richiede un attimo di dati anche sulle varie diramazioni su cui questa storia del museo non sta prendendo, perché non è che non ci sia pezzi di sta roba, solo sta prendendo strade del tutto diverse, ignote, eccetera. Quindi bisognerebbe fare il quadro di ciò che si muove. Ad esempio tra Comune, Fondazione di Venezia, Fondazione Pellicani, Forze dell'Uomo c'è uno stretto rapporto, documentazione viene presa molto e lo sbocco di ste robe, punto di domanda. Ecco, un'analisi dell'esistenza. Due, la storia della città, del territorio, del Mestre, eccetera. Ovviamente è in decine, centinaia di archivi. E allora, per esempio, come Mestre Novecento, anche a conclusione, visto che anche lì il Comune è stato assente, pur lavorando io all'interno del Comune, però con bypass adesso verranno messi in disposizione in tutti 10.000 schede, cioè 10.000 documenti e l'intero impianto cartografico, c'è un referenziato interattivo dal fine 800 ad oggi. Ecco, questo, tra virgolette, non per mezzo del Comune, ma il Comune in qualche modo l'ha subito, no? Ecco, allora c'è questa roba. Quindi, quando si parla, cioè il museo civico è una cosa pregevole per chi ce l'ha già, cioè chi se l'è fatto, le città che ce l'hanno, dall'800 ad oggi, hanno un museo civico. Siccome adesso se ne parla nel 2013, non può essere quella roba lì, ma la chiamavamo il museo della città, per esempio, no? Per dare una connotazione più aggiornata, perché quello che si fa adesso, vedi Bologna, eccetera, e non aveva prima un civico, fa il museo della città, cioè con certe caratteristiche. Allora, ci sono frammenti che sembrano semplici, che possono anche essere risolti nella loro semplicità, ad esempio tutti i reperti, no? Credo che Isabella abbia anche documentato alcuni, eccetera. Però il problema è un problemone, cioè resta lì come una delle grandi opzioni culturali che il Comune non ha certo ancora fatto. E lo si è visto perché bastava che si imponesse con proprio disegno di ente pubblico eletto dai cittadini rispetto alla Fondazione di Venezia che i soldi li aveva, e questo non ha fatto. Sta facendo adesso qualcosa con la Fondazione e con altri, ma non è più il Comune che guida. Quindi pongo solo dei punti problematici, ma se non si toccano non si arriva da nessuna parte. È venuto da Treviso, conosco Carpeneto, 1360, vescovo di Treviso, società di 300 campi. Direi che storie da raccontare su Mestre, su Carpeneto, ce ne sono ben prima del 1900. Oh, là, bravo. Scusate, in questa fase, in questi ultimi 5 minuti, 10 minuti, solo per tirare conclusioni, cioè solo per fare proposte eventualmente, come ne ha fatta una tu, ne ha fatta una Sergio, ne ha fatta una che non si è capita bene Giorgio adesso, nel senso che l'ha solo fatta capire ma non l'ha detta esplicitamente, e arriviamo a qualcosa di eventuale operativo oppure no, ma verso questo. Prego Roberto. Qui non si tratta di preservare alcuni pezzi, tanti o pochi che siano di valore o di meno valore, quali siano. Se vogliamo fare una
valutazione molto formale e assettica, io stesso vi dico che non ci sono tantissimi reperti, io credo di averli visti quasi tutti, non dico tutti, ma quasi tutti. Certamente non ho visto tutti quelli che sono dispersi in altri musei, basta entrare al Museo Archeologico di Venezia, la prima cosa che incontri, stranamente, è un reperto che riguarda Mestre, che è un sarcofago dell'abbazia di Sant'Ilario, che non è certamente Isola dell'Adunario a Venezia, era qui a Malcontento, ecco, verso quello. E qui non si tratta quindi come facciamo per preservare meglio questo oggetto e quest'altro oggetto. Problema che comunque rimane, perché lì si continua ad andare sotto, quel materiale è già andato sotto acqua 2 volte perlomeno, mi si dice, ma non lo so perché purtroppo non possiamo frequentare. Qui si tratta un momentino di far capire a questa città che in qualche modo c'è un senso di appartenenza, che in qualche modo c'è una storia, che in qualche modo ci sono dei valori. Sì, chiudo. No, a te lo dico perché sono sempre le riunioni parallele. Ecco, che ci sono dei valori e che è attorno a questi valori, quindi anche la storia recente, il Novecento, che certamente noi, forse qualcuno può aver capito male, forse senz'altro capito male, non abbiamo certamente abiurato come vuole far capire. Abbiamo fatto un sacco di mostre bellissime, da Zampironi a Broglio, adesso ne facciamo un altro, sono tutti personaggi del Novecento. Ma contemporaneamente facciamo, che ne so, ricordiamo per esempio, cose che nessuno sta ricordando, che nel 1513 qui c'è stato uno dei più grandi massacri della storia, senz'altro di Venezia, mi dispiace che la Ranzani, senz'altro di Venezia, ma sicuramente di Mestre. 1513, se ci pensate bene, sono esattamente 500 anni. Ci fosse qualcuno che se ne fosse ricordato. Noi stiamo facendo le corse a costo zero perché non abbiamo una lira per ricordare questo aspetto. Uno dei più grandi massacri che si sia perpetuato in quel periodo storico lì. È venuto qui. È l'anno in cui Mestre è passata. È venuto qui nel 1513, sono partiti i Lanzichenetti, vabbè, insomma la storia ve la racconteremo quest'autunno, ve la racconteremo se riusciamo. Ve la racconteremo quest'autunno. La gente che veniva crocifissa lungo le strade che portavano a Fusina, che portavano a Venezia, e poi anche bruciata, tanto per intenderci. Donne, bambini, uomini, senza nessuna distinzione, tranquillamente. Si sono salvati solamente quelli che andavano nelle chiese e quelli che hanno preso la barca, come gli Uni, quando c'era la Dice Uni, hanno preso le barchette e sono andati a finire in isola. Questi sono salvati, basta, gli altri sono stati tutti trucidati. Bene, un fatto storico, esattamente 500 anni fa. Stiamo facendo le cose per cercare di ricordarlo, con una difficoltà incredibile. Ci sono fortunatamente delle cronache che sono poche note che siamo riusciti a pescare, a ripescare presso l'Archivio di Stato di Venezia, e porteremo queste cronache e faremo un convegno, qualche cosa per ricordare questo fatto storico qui. Ecco. Peraltro, la visione di Mestre antica del Novecento, perché il Novecento si è interessato alla Mestre antica, eccetera, Vanni de Gelto, sì, certo, ma voglio ricordare che ce ne sono stati ben altri prima, storici del Settecento, fra l'altro quello in Barcella è dell'età 800, insomma, quindi anche questa è una stilatura un po' così, insomma, ma non è su questo che formalizziamo. Voglio dire, uno, questi parto quindi con le proposte. Uno, per quanto riguarda il Novecento, se vogliamo scindere le cose, secondo me è un errore, perché scindere le cose vuol dire in qualche modo creare una frattura storica. Certo. E questo non ho capito che significato porti, e certamente non porta niente di buono. Il Novecento, l'M9, non a caso si chiama M9, il 9 è stato il Novecento, in qualche modo lo fa l'M9. Allora si tratta eventualmente di essere presenti e pressanti sull'M9, a ciò che non tanto adesso che costruiscono, no, dobbiamo stare attenti perché non facciano disastri come quelli, ma comunque li fanno comunque, ma soprattutto nella gestione e nella conduzione dell'M9 ci sia la presenza della Mestre del Novecento in tutti i suoi aspetti storici, eccetera, che condivido pienamente tutti. L'ideale sarebbe che all'interno dell'M9 ci fosse anche una sezione dedicata a tutta alla Mestre antica, come consecuzio logica della Mestre Novecento, perché come si fa a capire la Mestre Novecento cosa c'è stato prima? Altrimenti salta fuori che sembra che prima di
del Novecento Non ci ci sia fosse niente. la laguna e le balene, come è parso in qualche pubblicazione e in qualche evento. E qui mi sanguina il cuore doverlo dire, ecco, come è parso. Qui c'era una storia, ci sono stati 2 castelli, ma certamente i grandi fatti storici hanno interessato più Venezia, ma certamente perché il polo di attrazione è la Venezia. Qui siamo vissuti in qualche modo in mezzo fra Venezia, Padova e Treviso, e siamo stati sempre più influenzati fortemente dalla storia di questi grossi poli, che erano senz'altro maggiori di Mestre. Però una fetta della storia e dell'interrelazione fra Mestre, Padova e Treviso sono passate attraverso Mestre, fra Venezia, Padova e Treviso, sono passate attraverso Mestre, e li troviamo in continuazione questi riferimenti, e sono contenuti in parte sul centinaio di pubblicazioni che mi hanno dettato come centro studi storici. Quindi, prima proposta, quella di essere più presenti e più pressanti nei confronti dell'M9, per quello che sta facendo adesso in fase di realizzazione del museo e soprattutto in quello che farà dopo nella fase di conduzione dell'M9. Primo. Secondo, in qualche modo ribadire che questa storia precedente c'è e va rivalutata e va conservata, perché non è possibile che la gente Mestrini da una vita di fronte al plastico del castello di Mestre, che è un restauratore, che hanno chiesto: ma che cos'è quella roba lì? Non possiamo permettere questa ignoranza, perché veramente questa è un'ignoranza grassa che non è possibile. Oggi che siamo tutti acculturati, che abbiamo perlomeno le superiori, siamo all'università, non sapere nulla della nostra città. La gente si è commossa a vedere il plastico del castello di Mestre. Ci hanno lasciato, e abbiamo le fotocopie, abbiamo comunque nei registri dei visitatori, ci hanno lasciato delle impressioni, delle valutazioni, delle considerazioni incredibili. Ma questa è la Mestre, ma è perché noi non lo sappiamo, appunto? Forse è anche colpa del centro studi storici che non riesce a fare marketing, è uno dei più grossi. Ma certamente però, se in qualche modo distinguiamo, rallentiamo, ma il Novecento però c'è le prime, sì, ma però è la Mestre del Novecento che guarda il passato, eccetera, tutte queste cose qui, e chiaramente creiamo una frattura. E quindi consolidiamo questo. Ultima battuta, un aneddoto. Quando la società che ha acquisito l'area dell'ex ospedale ha cominciato a fare la progettazione, a un certo punto mi arriva una telefonata stranissima di un personaggio che non conoscevo. Mi hanno indicato lei, dice: stiamo studiando questo discorso del progetto, eccetera. Ci hanno detto che potrebbe esserci qualche problema, qualche vincolo, qualche cosa. Ho detto: ma guardi che noi stiamo dando indicazione all'amministrazione comunale perché nel bando di assegnazione dell'area, no, sia ben definito che si tratta di un sito archeologico. Dovrebbe dirlo la sovrintendenza, ma come vanno le cose? Probabilmente non lo dice, stiamo facendo. Fortunatamente dopo l'hanno messo. Ma lo dice: ma lei cosa consiglierebbe di fare? Guardate, come scavate con Badile, dove c'è il giardino, certamente troverete reperti, perché già ci sono, non a caso, la casa delle suore e la chiesetta, passa all'amministrazione comunale. Come mai non vi interessano? Non vi siete domandati perché non interessa la casa delle suore alla ditta? Perché ci sono reperti del Medioevo, del primo castello di Mestre, nella casa delle suore, capito? Però sui buchi non hanno trovato. E allora quello che ho consigliato, ho detto: io se fossi voi costruirei solamente dove è già stato costruito, perché lì i disastri li hanno fatti, e almeno se non altro fate pochi disastri, ma con molta attenzione, perché può darsi che sotto gli scavi. Però sono andati sotto nella costruzione perlomeno 6 metri, hanno distrutto tutto nell'ex. E io eviterei di costruire, ma neanche mettere un pilastro dove non è costruito, perché rischiate di trovare veramente cose importanti che vi bloccano il lavoro. E infatti così poi hanno fatto sia il Comune di Venezia, messo il vincolo archeologico nel bando, e se vedete il progetto, la progettazione dei grandi edifici che adesso viene rivoluzionato tutto, l'hanno fatta tutta verso via Circonvallazione nei sedimi degli edifici già costruiti, proprio per evitare questo. Scusa Stefano, allora anche nel piano centro storico di Mestre il perimetro del vecchio castello era tutelato, intangibile, e tanto più che per i processi di quel tempo l'ospedale, non a caso, hanno fatto i padiglioni che racchiude, no, l'area libera, l'area verde. Quella roba non doveva essere toccata.
Guarda invece che per come era composta la commissione giudicatrice, per il comportamento a volte utile, a volte disastroso della soprintendenza in terraferma, vedi il grattacielino 15 piani che faranno adesso sulle fornaci da Re, e vedi Ospedale, un grattacielo è proprio verso oriente, nord-est, vicino al Donatello, e si interpone tra il padiglione, quello che guarda il Marzenero, e il Donatello stesso, cioè che è una roba pazzesca, anche perché dal punto di vista pratico li facevi tutti lungo via circonvallazione, facevi parcheggi sotterranei, quello che volevi, eccetera. Perché fare sta roba? Punto 1. Punto 2. Nel progetto il padiglione lungo via Antonio Manestre, che è significativo perché è vero che è stato fatto in 3 fasi, no? Cioè è stato allungato, però sempre in quella logica di avere questi corpi lunghissimi, orizzontali, con dentro il vuoto, no? Il giardino. Quello lì l'hanno fatto a pezzi, hanno lasciato il mozzicone centrale. Nel progetto, io ho guardato il plastico proprio pochi giorni fa, quello era invece decurtato solo verso il Donatello di un pezzettino. Prendi un pezzetto, dato che ci siamo prendiamo anche l'altro, speriamo che poi ci lasciano demolire tutto. Quindi anche significativa, strategica, in cui tutto è stato concesso all'ULSS e ai privati, perché l'ULSS ha detto io voglio che la cubatura che c'è adesso tutta mi sia data, perché c'è, e travasata nel nuovo progetto. Bene, il piano centro storico gliel'ha data quella cubatura, quindi che motivo c'era di accanirsi? È un mix di ignoranza ma anche di pervicace, ma dovevamo stare nel tiro al bersaglio, così come con le scuderie dell'M9 tiro e molla, alla fine hanno deciso di tenerle. Qual è la motivazione adesso che spariscono? Che ci fanno un parcheggio solo, ma con tutto il vuoto che c'è, dove ci sarà il nuovo edificio, possono fare tutti i parcheggi da soglia. Perché quel pezzetto lì? Quindi la tradizione pessima continua. Allora, ma questo è il motivo per cui bisogna essere fermi sul cercare di preservare quel poco che è rimasto del vecchio di Mestre, diciamo dell'antico di Mestre, se vogliamo in qualche modo conservare un po' di memoria storica, perché un po' alla volta ci stanno cancellando tutto. Allora, brevissimo, oltre alla sovrintendenza che io avevo accennato prima, bisognerebbe, adesso non so, continuiamo a essere positivi, adesso cambia l'assessore alla cultura, da quello che ho capito. È già cambiato, giorni qua, sono ieri. Insomma, andiamo una delegazione a parlare, non so, proviamo a coinvolgere il comune su queste cose, dire signori, ma è claro che siete un pochino superficiali, che state dimenticando di tutto, cioè, non so, proviamo, vero? Cosa dici? Non so, perché dopo agli stessi altri, faccio un esempio che sicuramente tanti di voi non sapranno, siccome visto che si è parlato delle testimonianze storiche e che la scoletta è l'edificio così integro più bello di Mestre che c'è là. Sapete che è schiacciato, oppresso da quel po' di edificio di cui adesso dicono senti bene, anche qua come ti passano i falsi storici, dicono riapriamo le arcate, non è riapriamo, è aprire, ma ho visto scritto tante volte riapriamo. Quell'edificio è nato così, sono le carte in archivio, le ho viste molte volte, le ho anche pubblicate, è nato così, perché sotto doveva ospitare la banca, che era proprietaria della banca di Treviso, quella volta poi diventata la banca cattolica del Veneto, no? E sull'angolo verso Accesa che era anche un negozio del Caprei, è una bella foto che ti vedi una banca, si era da fare anche a affittare qualche altro, eccetera. Allora, quando l'hanno fatto quell'edificio, la sovrintendenza si era opposta, aveva detto no, perché si deve valorizzare la scuoletta, l'hanno fatto lo stesso, la parrocchia si è opposta, ho trovato tutte le carte, pubblicherò qualcosa che sto mettendo a posto nell'archivio del nuovo, per cui ho ricostruito tutta la storia, che è una storia bellissima, va bene?
sono andati avanti fino quasi alla guerra, fino al 39, e dopo sono arrivati a un concordato per cui la parrocchia voleva 20.000 lire e scusate 25, la banca ne ha date 20, insomma erano soldini quella volta, va bene così, in risarcimento del fatto che hanno fatto quel po' di mostro, no, a ridosso della scuoletta. Giorgio, tu lo sai benissimo, nel 1973, col primo piano di Mestre, di recupero del centro di Mestre, sindaco ancora Giorgio Longo, sinistra democristiana, è stata fatta una delibera per l'acquisizione e demolizione di quel palazzo. E demolizione. Quando il comune ne è diventato proprietario nel 78, 5 anni dopo, la famosa storia degli uffici di cui parlavamo prima, che questi uffici va dentro dappertutto, no? Il comune ha detto sì, lo demoliremo, intanto mettiamo dentro gli uffici, e da prima volta non si è fatto. Allora, questa cosa qua io la farei diventare ancora una battaglia per il recupero di Mestre, di là del museo. Noi vogliamo che la scoletta diventi come dire, un luogo visibile nel centro di Mestre e che sia la testimonianza visibile. Potevo basso alla banca. Cosa? Ed è comune per non c'è nessun posto. Senti Renzo, facciamo una cosa, io sono venuto qua per il museo. Se vi interessa vi do una mano, il resto lo lascio da parte. Ma questo qua mi convocate, per certi versi di cosa che facevamo prima. Mi convocate in conferenza stampa, mi convocate in conferenza stampa Segre, Lavettese, Mariano, l'assessore a cultura regionale e un po' di gente, e io li prendo per i capelli e gli dico quello che ho da dire. Se volete bene, se no vi arrangiate. È l'assessore a cultura va bene? Ehi, signore, si sieda lì. No, vado via, sono stanca, ma scusi, la storia non va interrotta. Ciao, arrivederci. L'ha detto, le stime fino. Guarda che devo andare, se no. Allora, siamo in conclusione. Se no qua mi tengo su un quadro tutta me. Scusa. Storia non va interrotta. Silenzio. Fabrizio? Io continuo a dire, sono stato fulcro e l'anno scorso è fatto un po' di digiuno per vedere che cultura, ambiente, storia, e vediamo che siamo massacrati dalle stesse persone. Abbiamo dietro di noi, va bene, ognuno la propria associazione, comunque la cultura fa base e testo. Michele, tu lo sei stato fulcro per noi e vedi, oggi siamo ancora qui un po' con te come fulcro. Io faccio un appello perché dico, siccome faccio parte degli allagati, storicamente anch'io posso dire qualcosa, va bene, e siamo allagati. Ecco, voglio dire, bisogna cominciamo per sopravvivere a far squadra. Siamo 40 associazioni e là ci riconosciamo, neanche più veneziani e mestrini, ma ci riconosciamo tutti con lo stesso male che viene da lontano, ma sono 40 anni di devastazione. Allora chi difende un pezzo di città, chi difende la storia che è importante, chi difende l'acqua o casa sua, perché dico, possibile che io sia invaso. Ecco, allora bisogna continuare, Michele, quello che è stato fatto è iniziato, bisogna che continui, perché ho 220 firme dietro di me, ma mi trovo solo molte volte, voi vi trovate soli, eppure tutti siamo d'accordo con voi. Allora dobbiamo resistere, tu ce l'hai insegnato, resistere, come facciamo? Squadra. Io dico, questo museo può nascere, anche se non, i reperti ci sono, la casa non c'è, va bene, ma deve nascere, deve costituirsi. Fermati Fabrizio, fermati. Ecco, no, Stefano, allora un minuto. Scusami, sì, ancora fulcro. Sì, ma sono qua, non sono da dire. No, ma bisogna Qual fulcro? Dopo che sei una barsetta, Una cosa velocissima, chiaramente sicuramente fare squadra, però bisogna fissare dei paletti dove siamo d'accordo. Chiaramente se cominciamo a difendere la storia demolendo quell'edificio che dovrebbe oscurare alla scoletta, mentre ci sono ben altri oscuramenti, allora su questo io sono assolutamente contrario. Va bene. Secondo, una cosa che forse dalle cose che ho detto prima non è emersa, cioè noi cambiamo strategia, cioè adesso noi andremo dal comune, da Viparesso,
stesso e chiederemo subito 2 stanze per fare un antiquarium, che antiquarium non è un museo, è diciamo quello che viene prima di un museo di solito, e a volte anche resta così, però ci batteremo perché diventi qualcosa di più, perché è un comune che ha 400 mi sembra milioni di bilancio, non capisco come non possa avere 2 stanze dove poter collocare i reperti. Quindi chiaramente il comune fa 900 e passa milioni. Bravo, ecco, allora mi correggi per l'eccesso. Per cui se siamo a questi livelli vuol dire che proprio è un comune di cialtroni e basta. Per cui noi batteremo questa strada, antiquarium del museo civico della città, come ci piace meglio, subito. Alla di Amici. Posso dire una cosa? Scusate, non parlate una proposta. C'è lui e poi una proposta così. Allora, siccome oggi non riusciamo ad avere la possibilità di esporre questo materiale, perché non lo mettiamo in internet? Non creiamo una pagina internet in cui creiamo un museo virtuale e ci mettiamo tutto quanto, con le didascalie, con i riferimenti storici, e quindi creiamo la possibilità da parte di chi vuole di cominciare a documentarsi. Poi arriverà anche la voglia magari di vederlo di fatto sto oggetto. E intanto cominciamo proprio a catalogare e a creare un museo, secondo è proprio in internet, e lo mettiamo come museo di Mestre. Intanto iniziamo, ripeto, anche a recuperare la memoria di questi oggetti, perché sennò sono dispersi, abbiamo detto, e continuano ad essere dispersi. Ferruzzi ha ragione Isabeo, perché a questo punto è meglio un sito strutturato con i pezzi da salvare, catalogati, fotografati, piuttosto che una foglia di fico, perché a me le 2 stanze con i pezzi dentro è una foglia di fico di cui qualcuno dirà adesso ce l'avete l'antiquario, tenetevelo. Cioè, in prospettiva di un museo è meglio fare un sito strutturato, perché le 2 stanze con i pezzi veramente dopo di non credo che le 2 cose siano esclusive. No, secondo me una stanza con 4 pezzettini così è proprio qualcuno si dava il senso di colpa e dice ok, abbiamo fatto il museo. Ti fatica a capire che Giulietta Conti si va dentro e si sta, dopo facciamo la stessa cosa, fatica a capire. Ma il discorso è che senza la sovrintendenza non si fa niente, perché la sovrintendenza si ha catalogato, quindi deve essere un progetto che la sovrintendenza sposa. Cioè il fatto del museo virtuale secondo me è un'ottima idea, perché intanto le vedi le cose e le recuperi, però senza sovrintendenza, ripeto, la padrona dei reperti, adesso è fatto, Se non sono loro a lavorare bisogna incentivarli. La sovrintendenza. Ma la sovrintendenza archeologica o la governo? Chi è adesso l'archeologica? Non so, il responsabile per me è Alessandro Asta, però sopra non so chi sia. Va bene. Possiamo fermarci qua, sono state lanciate un sacco di idee, io adesso non voglio riassumerle, alcune anche pesanti, il discorso di fare dossier sulla sovrintendenza, cioè, tutti noi ce l'abbiamo in testa questa cosa, la sovrintendenza ne ha fatte di conto di cui, però può essere più interessante avere una strategia in positivo e avere anche, diciamo, gli strali in negativo da usare per arrivare a qualche parte. Sto dicendo, non sono un moderato, lo sapete benissimo, però ho la sensazione che togliersi i sassolini senza andare oltre diventa per noi senza risultato. Ho la sensazione anche che questa idea di parlare con l'assessore alla cultura subito sia molto importante, perché non è l'assessore alla cultura che ha già in testa queste cose, è una veneziana che ha tutt'altra storia, per cui andarci a parlare vuol dire aprire almeno un capitolo, altrimenti quel capitolo non si aprirà mai, ho la sensazione. Il discorso di Sergio mi pare che sia utile, l'altro discorso è utile, forse questa idea di Ferruzzi è utilissima addirittura, mi sembra proprio veramente, non sono così in alternativa come dice Lodini secondo me, però è vero che se cominci con una cosa così puoi avere anche un'idea molto più grande che non se cominci a capire solo con la stanza. No, scusa, anche perché non tutti hanno una cosa velocissima. Stefano, fammi finire, non voglio ancora finire, però io parlo un minuto. Era per dire che questo incontro però non è la conclusione, abbiamo voluto metterci così, molto avete visto anche le sedie,
senza tante strutturazioni di chi sono i padroni, di chi sono gli ospiti. Qui il problema è che c'è della gente a Mestre, e non sono tanti, ma ci sono, come Roberto, come Sergio, come Stefano, come Ferruzzi, non mi ricordo che nome che ti cade battesimo, Gianni, e come anche altri. Poi si scopre Orlandini che ha un patrimonio per conto suo enorme, che nessuno lo sa, e così via. E Giorgio, non ne parliamo, tutto il lavoro che ha fatto in questi 15 anni, ultimi anni prima al Massari, e la Chiara assieme a lui al Massari e dopo, eccetera. C'è della gente che ha accumulato una quantità enorme, non solo di reperti, ma di cultura, che è un'altra cosa. C'è una cosa in più di reperti, perché avere tanti reperti non sapere cosa chi sei, non dici. E questa roba qua probabilmente è il momento, ma non voglio mettermi a fare la mosca cocchiera, assolutamente. Io sto dicendo a chi è al centro, sto dicendo a Roberto in particolare, insomma, è il momento probabilmente che deve avere una svolta più forte, insomma, perché non possiamo stare lì sulla porta con il cappello in mano, non ha senso. C'è una svolta che dobbiamo dare e che deve essere, magari l'occasione potrebbe essere sto cinquecentenario, ma solo per cominciare, insomma, voglio dire, sto dicendo una cosa che non ha il minimo senso di dire la faccio io, al contrario, c'è già chi la sta facendo, il problema è che deve avere il riconoscimento e gli strumenti all'altezza della situazione. Questo è quello che sto dicendo, è che la storia del lavoro di Sardo, mettiamo in questo momento una parentesi, ma è veramente lo scandalo, è lo scandalo di queste città, insomma. Io lo sto dicendo, l'ho detto anche, lo sa bene Giorgio in dibattiti accademiani, è lo scandalo, cioè questo lavoro è lo scandalo, cioè noi siamo avantissimo, quel lavoro che ha fatto Sergio in 30 anni, siamo avanti. E non arriva mai in fondo, e poi arriva il furbetto e mette lì i rumori e la puzza di maniera, ma basta, insomma, basta con questi soldi che vincono, basta, bisogna cominciare a mettere la cultura in testa. Non ho l'idea precisa se la De Amicis è la soluzione, non ce l'ho, non è che mi sto battendo per, ma mi sto battendo perché ci sia un assieme di queste cose. Insomma, è che gli amministratori cambiano troppo spesso, ci vuole una fondazione, tra virgolette, cioè una struttura, che ci sono già le associazioni, ma che si dia più forza ancora, che dica questa è la cosa vera, e gli assessori passano, però gli assessori prima cosa vengano qui per favore a informarsi, prima cosa, questo è quello che dobbiamo rovesciare il rapporto, ma questa cosa qua si fa se mettiamo assieme tutte queste forze positive che ci sono in questa città, e ci sono. Attorno a sto tavolo ce ne sono già una enormità, credo. Ho dimenticato tutto il lavoro di Brunello, insomma, del padre, ma anche di Brunello adesso, perché avete solo visto questa documentazione che ci ha dato oggi, ma perché lui fa questo lavoro, no? Di continuare a documentare, a mettere insieme attraverso i giornali. È un lavoro anche questo preziosissimo, perché la prendiamo anche noi la memoria, noi stessi che siamo a fare. Non so dare un appuntamento, però pregherei veramente Sergio e Roberto in particolare, se è possibile, che ci pensino subito e che si dia un appuntamento veloce, non so darlo adesso, ma entro 1, 2, 3 settimane di lavoro fra le associazioni per dire facciamo le cose che ci siamo detti oggi. E così Sergio diventa un po' meno pessimista, perché era un pessimismo pazzesco, bisogna che questo uomo e Roberto sente che non è solo, insomma, è possibile sta cosa, un tavolo di lavoro, non una riunione di 10 persone operativa, e ci diamo da fare tutti, va bene? Restiamo su questa idea, ci diamo già una data adesso, volete che facciamo così oppure restiamo su partita voi due che siete le due persone più importanti. E Giorgio, per favore,